dimenticato di essere qualcun altro, di poter guardare il mondo dall'alto. Io sì, e vi sembrerà strano, ma il mio desiderio è di essere un altro uomo. Vorrei essere un supereroe, magari uno che riesca a mettere in ordine questo mondo, ma sono tutto solo e vorrei spiccare il volo verso un mondo migliore senza sofferenza né dolore. Gli angeli non perdonano chi resta a guardare, gli angeli non perdonano chi uccide, chi va a rubare, gli angeli no, hanno altro da fare. Certa, non me ne resto qui a guardare la gente che muore per mano di un criminale. Forse qualcosa io riuscirò a cambiare. Sintonizzatevi sul mio canale e vedrete, non si sta così male. Gli angeli non perdonano chi resta a guardare, gli angeli non perdonano chi uccide, chi va a rubare, gli angeli no, ma gli angeli non perdonano chi resta a guardare, gli angeli non perdonano chi uccide e chi va a rubare, gli angeli no, hanno altro da fare. Buongiorno, questo è un tributo doveroso che faccio a Davide Marchetto perché, come avete visto dalle immagini, questa mamma, questi genitori disperati, mamma Ute che abbiamo avuto ospite proprio l'altro giorno, questo papà che non riesce ancora a darsi pace nonostante siano passati tanti anni, ma quando nomini il figlio il groppo in gola sale e lui non riesce a parlare. Però mamma Ute sì. Mamma Ute con le altre mamme che avete visto a Villa Margherita Inclusiva con le associazioni, abbracciano le associazioni, si sono messi in prima fila. Ecco, vogliono giustizia, vogliono soprattutto che anche le scuole partecipino a questi dolori immensi, perché in politica contano i numeri. Se tu sei in tanti conti qualcosa, tu puoi fare la più bella iniziativa, puoi inventarti il mondo, ma se sei da sola non vai da nessuna parte. Purtroppo gira così, non c'è niente da fare. Allora grazie a queste associazioni che si sono unite, tante mamme avete visto, tanti genitori si sono messi assieme o per le morti sul lavoro, o per gli incidenti stradali, o per i danni che i ragazzi fanno nelle scuole. Non sanno più cosa fare, come appellarsi. Questi ragazzini che quando escono di casa sono bravissimi, poi si mettono la maschera e diventano dei vandali terribili. Poi le conseguenze le paghiamo tutti noi, perché poi siamo anche noi che dobbiamo pagare, oppure queste famiglie che veramente delle volte rimangono increduli di fronte all'atto compiuto dai loro ragazzi e negano l'evidenza. Avete sentito il sindaco cosa ha detto? Nonostante io facessi vedere questo video, quello che avevano combinato i loro ragazzi, niente da fare, questo non è mio figlio, nonostante il video, tanto è vero che lui ha detto: guardi che non siamo a New York, siamo qui, un paese, ci conosciamo tutti, questo è proprio tuo figlio. No, non è mio figlio. Difendere l'indifendibile, non si capisce perché, ma così purtroppo gira. Però volevo anche dare due notizie. Allora, da sabato purtroppo abbiamo un centralino che va e viene e purtroppo le telefonate non passano, o voi non mi sentite o io non sento voi, però purtroppo siamo una televisione, sentite anche con la RAI che manca addirittura il segnale,
Perciò quelle le persone che si arrabbiano anche con i nostri tecnici perché dicono non mi fate passare la telefonata, non è vero. Prima Mirella fa passare tutte le telefonate, anche se ho forato e anche se sono in chiusura. Delle volte non ci riesco, ve lo dico, vi chiedo scusa, ma non prendetevela con i nostri tecnici e registi, perché se non riescono non è perché loro non vogliono passare la telefonata o il numero, assolutamente no. Volevo chiarirlo perché anche ieri una signora si è arrabbiata, però non sappiamo cosa fare. Siamo una televisione, può capitare, però cercate di capire, mettetevi anche nei nostri panni, io penso che più di così non saprei cosa fare. Un'altra cosa, volevo ringraziare Graziella da Mestre e tutte le ragazze che hanno dato questo materasso a mamma Iolle per questo adorato figlio Romano che non riusciva a pagarlo perché non ce la fa. Naturalmente non riusciva neanche ad avere gli aiuti dall'amministratore, perciò avete capito che invece il mondo del volontariato arriva subito, perciò un grazie veramente, un abbraccio a Graziella e a tutte queste ragazze meravigliose. Stiamo parlando di un volontariato che hanno cercato di supportare subito questa mamma disperata perché non aveva la possibilità di prendere questo materasso, il colmo dei colmi, 2024, quei soldi che vanno sprecati. Non importa, andiamo avanti, ne parleremo questa mattina con la professoressa Paola Bortoletto, Presidente Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici. Grazie professoressa di essere qui con noi. Buongiorno, e saluto Mirella, anche Danny Buso che è collegato da Miane, sindaco di Miane, primo mandato Lega. Allora, professoressa Bortoletto, io partirei proprio da lei. Lei sa quanto mi sta a cuore perché forse è una delle poche che riesce a capire che quello che cerca di fare Mirella con le associazioni, con i volontari, non è per la visibilità di Mirella o per la televisione, ma per cercare di migliorare questa qualità della vita. Però troviamo tanti paletti, professoressa, lei sa, la burocrazia, poco ascolto delle volte per tanti impegni anche. Però dobbiamo pur fermare questi ragazzi. Io non posso sentire un sindaco che dice non so più cosa fare, perché e sanno nomi e cognomi di questi ragazzi, sanno chi sono. Ma cosa si deve fare allora? Cosa possiamo fare, professoressa, tutti assieme per cercare di far capire loro che devono cambiare registro, che non è possibile che loro continuino a fare questi atti? E poi volevo dirle un'altra cosa. Questi ragazzini che fanno questi atti di vandalismo anche molto importanti, a volte molto costosi, onerosi, sia per le famiglie che per tutti noi. Ma perché non li mettiamo a fare sport? Invece di fare come vengono da me la borsa della spesa un'oretta e mezza, chi se ne frega? Oppure a passeggio con l'anziano, chi se ne frega, perché poi vediamo come funziona. Ma perché non possiamo fargli fare una disciplina? La possono scegliere, cioè ce ne sono un'infinità di discipline. Cioè tu ti alleni. Voglio vedere che dopo 2 ore di allenamento, 3, quello che sarà, se hanno così tanta voglia di fare ancora i bulletti. Perché non si riesce a far capire questo? Eppure lo sport è stato inserito nel 2023 nella Costituzione, possiamo anche supportarlo in qualche maniera. Cosa ci dice, professoressa? E grazie di essere qui. Allora, di nuovo buongiorno Mirella. Allora, intanto le annuncio una cosa che probabilmente qualcuno ha anche visto. Proprio il mese scorso abbiamo siglato un accordo di comunità, tutti gli istituti comprensivi di Treviso, il comune, l'azienda ULS, la nostra associazione di dirigenti, proprio per favorire il benessere e degli obiettivi di serenità a tutti i bambini e i ragazzi. Quindi abbiamo iniziato un percorso, faccia conto che c'è stato anche un primo incontro organizzato tra il comune e un istituto comprensivo rivolto ai genitori sull'uso del digitale, sull'uso dei cellulari, dei social, ecco, e vorremmo allargare questo accordo anche alle associazioni sportive, giusto per entrare in tema, no? Perché? Proprio perché tutto il giorno del bambino e del ragazzo sia in qualche modo protetto, ma protetto in maniera positiva. Poi è vero, quando si va oltre una certa età, perché questo era un accordo con gli istituti comprensivi, quindi fino ai 14 anni, si vorrebbe anche allargarlo alle scuole superiori, vedremo se sarà possibile, però sappiamo anche che quell'età dell'adolescenza è un'età particolare e quindi le famiglie devono collaborare con la scuola, perché altrimenti
diventa tutto difficile, non possiamo caricare la scuola di tutte le responsabilità, bisogna che si dialoghi tra scuola e famiglia, e per evitare appunto che ci siano poi queste situazioni difficilissime da gestire e che diventano anche civilmente, penalmente perseguibili, insomma, ecco. Per cui, ecco, una strada è proprio quello di mettersi insieme, di fare comunità, insieme appunto con l'ente locale, con le associazioni, in modo che tutti possano dare il loro piccolo contributo per sostenere queste giovani generazioni. L'idea è proprio quella. Ecco, mi fa piacere perché le associazioni abbracciano le associazioni a Villa Margherita Inclusiva, sì. Fa parte anche il CONI. Come referente abbiamo il CONI di Treviso, perciò io la prego, professoressa, eventualmente se vuole coinvolgerci, perché abbiamo i familiari, certo. Abbiamo le associazioni dei familiari che vogliono essere protagonisti, che vogliono parlare agli altri familiari per dire anche tu fai qualcosa, guarda esatto. Io ho perso un figlio e guarda cosa sto cercando di fare, tu non l'hai perso, ma tuo figlio va ridimensionato, cerca di fare qualcosa anche tu, perciò penso sia una voce molto autorevole, per questo sono partita con questo servizio, professoressa, questa mattina, perché queste mamme sono venute qui, chi anche col marito, per far capire che loro ci sono e vogliono cercare di rendersi utile. Però se non vengono ascoltate, non vengono invitate, lei capisce che sono sempre i soliti notti che girano e loro dicono forse anche noi potremmo dare un aiuto, anche se sarà piccolo, ma un aiuto, perché fare rete penso sia fondamentale. Infatti. Sentiamo cosa ne pensa anche Danny Buso. Sindaco, cosa ne pensa di queste iniziative, di queste idee? Voi sindaci, come ha detto la professoressa, siete in prima linea poi su questo, perché è là poi che vanno a parare sti ragazzini e i familiari. Prego. Sì, buongiorno a tutti intanto e grazie dell'invito Mirella. Sì, fare rete è importante, direi è fondamentale. Sì, i bambini effettivamente, allora ci sono da noi dei percorsi appunto negli istituti comprensivi, per cui lì si riesce in collaborazione con la scuola, con poi l'operativa LUIS, quindi insomma con un gruppo ampio di riferimento a dare un supporto a questi ragazzi. Ecco, manca forse un po' il collegamento con le famiglie, questo sì, ed è importante effettivamente perché da lì comunque parte l'educazione, per cui riuscire a mettere in comunicazione famiglie e istituzioni è un passo in avanti. Insomma, bene queste iniziative dove ci sono le associazioni che si ritrovano e fanno forza, perché è vero, non è sempre facile purtroppo portare la propria voce a tutti i livelli, a tutti i piani, però insomma bisogna provarci perché il futuro sono comunque i ragazzi, per cui vanno aiutati. Ecco. Trovare un modo per farlo dopo i 14 anni, dopo le medie, insomma le secondarie, non è semplice, però sarebbe importante. Gli atti che si compiono anche qui da noi effettivamente sono di ragazzi un po' più grandi, insomma, rispetto a quelli che noi riusciamo a raggiungere. Ecco. Senta, Sindaco, ma perché così, specialmente qui da noi, nel nostro territorio, nel Veneto, questo Veneto anche molto solidale, dove abbiamo veramente un numero di associazioni di volontariato incredibile, è poco coinvolto il mondo del volontariato? Se fai parte del cerchio magico ci sei, se no non ti ascoltano, così dicono le associazioni che io ospito, perciò non è una voce della Mirella. Ci sono tanti campanili, purtroppo il campanile non vuole ascoltare il campanile magari che è più piccolo, eppure sono associazioni iscritte al mondo del volontariato, fanno parte, anche economicamente hanno pagato, ma perché si mette dei paletti dove invece dovrebbero aprire? Cioè noi non possiamo sentire sempre i soliti noti che parlano perché sono associazioni importanti, perché sono quelle più supportate dagli amministratori, perché hanno i numeri. Cioè, ma vale la pena anche di parlare con quelle più piccole o sbaglio, Sindaco? No, beh, assolutamente vale la pena parlare con tutti e sempre, insomma, ognuno di noi ha sicuramente un punto di vista importante da portare, soprattutto se è un'associazione, insomma, che opera e che si dà da fare. Beh, quello che posso dire è che magari non sempre è facile riuscire come posso dire, a comunicare con tutti dal punto di vista proprio di tempistica, nel senso che effettivamente le voci sono tante e purtroppo nella quotidianità frenetica e che poco lascia spazio alla condivisione, riuscire appunto a
Sa Sindaco, la interrompo perché voglio dire, è vero che siamo in tanti, ma anche voi avete tanti problemi. Allora non è possibile che tutto il mondo del volontariato faccia tutto, perché tutti fanno tutto, borsa della spesa, sicurezza. Allora io vorrei capire chi fa cosa. Cioè lei Sindaco ha un problema, quel problema va risolto da una situazione che si occupa di questo, non da chiunque. Perché sennò non ne andiamo fuori. Allora, se iniziamo invece a fare un percorso anche di selezione per capire chi siamo, dove possiamo aiutare, collaborare, perché se tutti si mettono in testa di fare tutto, noi non arriveremo mai da nessuna parte. E questo per qualcuno della politica va anche bene, perché dividi e ti impera. Prego Sindaco, poi sentiamo la professoressa. Beh, effettivamente anche questo è vero, diciamo che sì, chiunque porta la propria idea magari pensa di riuscire a poter far tutto. Allora, fare sintesi comunque non è semplice, anche perché appunto come dicevo prima è importante la voce di tutti ed è anche importante garantire che tutti possano dire la propria. Una selezione comunque dal punto di vista delle associazioni si può fare, passatemi il termine, insomma, ma si può fare con le competenze che queste hanno, nel senso le associazioni sportive si occupano di sport e generalmente al loro interno hanno personale qualificato, la protezione civile. Esatto. Ovviamente fa chi si occupa di anziani si occuperà di anziani. Esatto. Allora, e generalmente sì. Invece niente, allora trovo l'anziano che non ha nessuno perché non sa neppure il numero di telefono e noi ci riempiamo la bocca con queste associazioni, ma se non riusciamo ad arrivare all'anziano è come che non ci fossimo. Ma perché? Perché l'anziano non sa dove andare a parare e l'associazione non sa che c'è questo anziano, perché tutti fanno tutto. Allora sentiamo anche cosa dice Rinaldo, poi passiamo alla professoressa Bortoletto, perché è importantissimo il discorso che stiamo facendo questa mattina anche con le scuole. Prego Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Purtroppo il problema che ti devo dire non è in cerca di risolvere, non c'è una soluzione, ma il fatto che nel tempo che viviamo che si sbaglia. E anche l'esempio è colpa degli altri grandi. Che esempio vediamo i fiori? Bastonemo le mogli, va bene, nel caso imbriachi, copriamo la gente. Che esempio è Chiga? Una volta, ora che non sono antico, ma ti dico una volta, avevamo una certa educazione che adesso non ha. E l'educazione non ti compri il supermercato, ti insegna a casa i tuoi genitori, o se no ti impari dal suo sistema di vivere. Adesso, anche ti vedi i figli, se coppa, se ammazza, stanno a te, e pugli, trasmissione che non gli fa niente, si stira sugli letti, fuma in mano, beve, non lavora. È un figlio giovane adesso, agli altri che sembrano una certa età, cosa vuole sto adesso insieme io da miei insegnanti? E io andrei, perché innanzitutto dai 12-14 bisogna essere fare chi sbaglia, perché sbagliando impara cosa che vuol dire vivere in strada, non i libri, ti sei intelligente, ma se non ti dà l'esperienza di strada, qualche sbaglio fra amici, tante robe, insomma è una cattiveria che avremmo dato noi altri con il nostro sistema di vivere, dopo che tanta gente, anche tanti bravi putei, tanti bravi fiori, una volta... Anche bravi genitori, dobbiamo dirlo, sì, calma, anche bravi genitori. Sì, anche bravi genitori, sì. È logico, ma indubbiamente, ma i genitori al 90% ovviamente tutta, però mi devi ascoltare, perché i fiori vengono distolti da qualcosa altro. No? Grazie Rinaldo, devo andare avanti, se no non ce la faccio, devo far vedere anche questo filmato. Ciao, grazie Rinaldo caro. Alla professoressa perché ci tengo molto per capire dove dobbiamo assolutamente fare squadre rete e fermarli. Io l'ho detto e da tanto che lo dico, nessuno mi ascolta. Pensate, saranno 20 anni che lo dico questo. Attenzione, li lasciate troppo liberi, troppo fare tutto, tanto la romanzina. Andiamo a vedere furto scuole medie, andiamo a vedere e a sentire. C'è questo continuo
oltraggio alla scuola, perché si tratta in effetti di un oltraggio, cioè di un entrare e mettere a soqquadro la scuola, ed è il terzo. Non c'è pace per la scuola media Mantegna di Treviso per la terza volta nel giro di una decina di giorni nel mirino dei ladri. Era successo poco meno di 2 settimane fa, quando ignoti si erano introdotti nell'istituto forzando i lucchetti, entrando nelle aule, portando via un computer portatile, un microfono e del contante. Secondo episodio nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, scassinati e aperti gli armadietti dei collaboratori scolastici. Nuovo colpo nel fine settimana, approfittando della chiusura del plesso hanno scardinato una porta, prima hanno preso di mira i distributori di bevande, scassinati per portare via le monetine contenute all'interno. Hanno aperto cassetti, hanno aperto armadi, hanno messo a soqquadro verifiche, alcune le hanno mal tagliate, accartocciate, hanno cercato fra i computer, hanno forzato alcune porte, hanno tentato di forzare più che una cassaforte, un armadio blindato che contiene documenti, però non ci sono riusciti. Spariti anche dei compassi e dei termometri. Quando questa mattina i collaboratori scolastici sono arrivati a scuola, l'amara sorpresa, immediata la denuncia alla polizia. Per gli studenti l'appello in cortile, lezioni iniziate con un'ora di ritardo per consentire agli agenti della scientifica di rilevare eventuali impronte lasciate nelle stanze. Le indagini sono in corso. Dell'episodio è stata informata anche l'amministrazione comunale, che è intervenuta per mettere in sicurezza le porte danneggiate. E anche stanno facendo un sopralluogo per poter ripristinare i sistemi anti-intrusioni, i sistemi antifurto, che ci sono ma in questo plesso non erano funzionanti. Avevamo detto naturalmente all'amministrazione, avevamo dichiarato questo, che non erano funzionanti. In tutti e 3 gli episodi i responsabili si sono divertiti a curiosare tra i cassetti, i mazzi di chiave, mettendo tutto a soqquadro. Io rilevo solo questa grande volontà di mancare di rispetto, ecco, all'istituzione, questo sì, questa grande mancanza di rispetto, questa gestione della scuola in questo modo così aggressivo e oltraggioso. Guardate, io non riesco a vedere questi docenti in questa. Avete visto che depressione, che malinconia? Cioè non è possibile. Professoressa Bortoleto, non so se aveva visto il servizio, a lei il commento. Sì. È la collega di un istituto di Treviso, infatti, una di quelle firmatarie dell'accordo, tra l'altro. Sì, purtroppo, come diceva anche l'ascoltatore, noi dobbiamo sempre tener conto del fatto che fa più rumore un albero che cade che una foresta che respira, no? Come dice il proverbio africano. Però questi atti veramente mettono in evidenza la fatica di queste persone che in qualche modo si trovano proprio ad aggredire la scuola perché non la riconoscono, perché devono comunque mettersi in mostra, perché chissà se poi hanno anche fatto dei video su questa cosa. Quindi il problema sta proprio nel cercare di ascoltare questi ragazzi e di scardinare questa reazione, perché le reazioni a questa età ci sono, è inevitabile, però non si può arrivare a questi estremi, perché ecco che entrano in gioco le famiglie, cioè sono dei minorenni, quindi c'è una responsabilità degli educatori che è fondamentale. Se poi, come diceva lei, qualcuno dice no, ma mio figlio non può fare questa cosa, questo non può essere, ci deve essere una collaborazione, una presa di coscienza, ecco, e insieme si cerca di recuperare, perché sono comunque minorenni e sicuramente ci sono delle possibilità di cambiamento e di miglioramento, però vedere queste cose, tra l'altro ripetute, ti fa cadere le braccia e ti fa veramente stare male. Sì, ma bisogna anche avere il coraggio di andare oltre. Professoressa Bortoleto, di dire veramente basta a questi ragazzi, perché abbiamo sentito, non è la prima volta, sappiamo nomi e cognomi, indirizzo, chi sono perché si sanno, l'ha detto anche il sindaco di Carbonera, che era veramente esterrefatta. Adesso comincio a denunciare, per me doveva denunciare anche prima, perché non è mica, bisogna anche andare oltre, perché sennò questo buonismo qua, loro veramente se la godono, se la fanno e se la godono. Abbiamo una mamma, eccola qua, Romina da San Donà di Piave. Ciao Romina. Ciao Mirella. Allora,
Innanzitutto io volevo dire una cosa, che tu appunto avevi difeso appunto le persone che lavorano per te. Sono persone veramente, e ve lo dico io, gentili, disponibili, ci ascoltano sempre, quindi se qualche volta non riusciamo, anch'io qualche volta non riesco a collegarmi, ma ve lo dico io, guardate che quelle persone che sono dietro a Mirella, e compresa Mirella, con noi associazioni ci danno l'anima, ci danno il cuore e ci danno la forza di lottare per intervenire in questi momenti. Tu lo sai molto bene, la nostra battaglia che stiamo facendo assieme. Volevo rispondere una cosa al sindaco. Non è vero che tutti volete ascoltarci. No, voi volete ascoltare, io non mi riferisco a lei, parlo in generale. Voi volete ascoltare chi fa comodo, chi vi può portare visibilità, perché io dico sempre, noi piccole associazioni non siamo diverse dalle altre. Io oggi devo incontrare la mamma del ragazzo morto in moto, ma pensa che io non posso essere d'aiuto anche a voi amministrazioni, perché ho vissuto, ho visto, sento, ascolto. Tutte noi piccole associazioni messe assieme possiamo fare un grande lavoro. Non sono solo quelle grandi che fanno il lavoro. Noi abbiamo esperienza, non siamo esperti, va bene, non siamo studiati, non ha importanza, ma abbiamo esperienza, abbiamo vissuto in prima persona e se volete, e non raccontatemi bugie, se volete ci si può trovare 5 minuti per ascoltare delle persone che possono darvi anche dei consigli utili. Se a voi interessa, li trovate. È che a voi importa poco delle piccole associazioni perché vi portano poca visibilità, interessa più quelle che portano visibilità. Mi dispiace Mirella a dirlo, ma tu lo sai che io quello che penso lo dico direttamente, perché come soffrono le grandi associazioni, soffriamo anche noi, forse di più perché non siamo nemmeno ascoltati. O meglio ancora, sai cosa? Ti danno quella pacchetta, ti dicono ci siamo, se hai bisogno, e quando ti vedono con le lacrime si voltano dall'altra parte. Io Grazie non auguro Romina. mai a nessuno di dormire nel cuscino dove noi piccole associazioni dormiamo. No, io sono a dire grazie a te Mirella, perché sei solo tu che ci dai la forza di mostrare quello che facciamo. Grazie Romina cara, sta parlando una mamma che ha perso il figlio assieme ad altri 3 ragazzi, perciò quando dice noi abbiamo provato sappiamo perché loro hanno esperienza. Perché vede sindaco qual è anche il problema? Naturalmente Romina ha fatto bene a dire non mi rivolgo a lei sindaco, Romina parlava in generale, Romina ha cercato di andare anche a Roma, è stata sentita anche dal ministro Salvini, anche da Nordio, ha detto che è andata dappertutto, però come ripeto l'unione fa la forza, i numeri conteranno perché sono quelli che sto facendo di fare assieme a loro, perché sto cercando di dare visibilità a queste persone che possono anche dare un contributo, perché è una cosa che veramente ormai salta agli occhi, che il campanile grande deve essere per forza il più forte. Perciò ringrazio Romina e tutte le associazioni che fanno parte di Villa Margherita Inclusiva e noi andremo avanti. Prego Sindaco Buso. Sono contento e fa bene che ci sia appunto questo luogo in cui anche le piccole associazioni insomma si ritrovano e sì, purtroppo è vero, magari come dicevo prima a livelli più alti è più difficile arrivare da piccola associazione, per cui indubbiamente l'unione fa la forza, questo è vero. Dopodiché io lo ribadisco insomma che ogni voce è importante e ogni voce insomma va ascoltata. Sì, 5 minuti è vero, però si trovano, però io credo anche che non bastino 5 minuti, insomma sia giusto dedicare lo spazio a queste persone non solo per ascoltarle, indubbiamente in un primo tempo per ascoltare e poi però anche per agire, perché se no appunto rimane una pacca sulla spalla e rimane aver fatto tra virgolette una bella figura con poco sforzo, insomma, per cui in questo senso magari non è sempre facile per noi amministratori riuscire a dare il giusto spazio a tutti.
Dopodiché sì, se io penso al mio piccolo comune, insomma alle mie associazioni, beh, ce ne sono ovviamente anche quelle diciamo di carattere nazionale come in tutti i comuni, però ci sono anche le piccole associazioni che fanno un grandissimo lavoro e noi insomma cerchiamo a livello proprio amministrativo nostro di non solo ascoltarle ma anche di supportarle, ecco, nei modi in cui possiamo, per cui insomma con spazi, con comunque contributi e con la voce dove è necessario. Molto chiaro, Sindaco, e fa bene a dirlo, ma io questa volontà la vedo specialmente nei sindaci giovani o nelle sindache, proprio indipendentemente da uomo o donna, ma dalle persone giovani che sono motivate, che hanno voglia di fare. Per quello, Sindaco, sono contraria al terzo e al quarto mandato, perché aria fresca fa bene, non è per forza detto che la politica deve diventare un lavoro a tempo pieno e per sempre. Cioè 2 mandati basta, sono 10 anni, mettiamo anche altre forze in campo più motivate, con più voglia di fare. Io vedo che i sindaci e le sindache proprio di ultima generazione, vi chiamo così, avete quella marcia in più perché avete voglia di fare. Avete voglia di fare, questo è importantissimo per i giovani i messaggi che state cercando di dare, perché vivete una realtà diversa, è una realtà diversa più vicina ai giovani. Questo che qualcuno deve capire. Non è che noi diciamo che non sono stati bravi, ma Cristo, è morto un papa e che ne fa un altro, è morto un re che ne fa 3, oddio, tutte le mattine, speriamo che qualcuno capisca. Allora, professoressa Bortoletto, perché lei sorride? No, bisogna dire anche quello che è, perché ormai sono veramente stanca. Condivido. Esatto. Allora, professoressa Bortoletto, sa perché l'ho invitata questa mattina? Perché abbiamo deciso di fare una cosa con tutte queste famiglie che vogliono aiutare, che vogliono essere di aiuto a altre famiglie, di scrivere una lettera, se lei vorrà assieme, tutti assieme, da mandare a tutte le famiglie che hanno questi problemi, indipendentemente dall'incidente stradale, ma di atti di bullismo, per vedere se riusciamo a coinvolgerli su quello che è la famiglia. Perché, come dice il sindaco, non è sempre facile. Però io penso che queste lettere firmate da tutte queste mamme e papà, di genitori, di famiglie che arrivano a casa, e questo me l'ha detto Paola Conte, che è stata presidente dei familiari vittime della strada, me l'ha detto la mamma Ute Marchetto, che avete visto il servizio all'inizio, questo meraviglioso ragazzo che cantava, che scriveva le canzoni assieme ad altri, che quando ha ricevuto questa lettera anche lei non si è sentita sola, cioè l'ha accolta proprio in maniera molto positiva, perché ha capito che c'era qualcun altro che soffriva come stava soffrendo lei, che era un dolore veramente condiviso, e questo fa molto bene. Cosa ne pensa, professoressa? Perché lei è addetta ai lavori, lei sa di cosa sto parlando, e la lettera deve essere molto specifica, deve arrivare al cuore per far capire che ci devono mettere in gioco. Prego. È sicuramente una buona idea, perché è un modo perché chi ha vissuto una determinata situazione, anche tragica, possa parlare ad altri genitori, perché si possa prevenire, insomma, ecco. Poi purtroppo gli incidenti non è che si possono prevenire sempre, ma non è questo il problema, e per entrare nel cuore, insomma, ecco, delle famiglie, perché a volte le famiglie, anche questo, no? O per la vita frenetica, come diceva prima il sindaco, o per tanti altri motivi, mano a mano poi che i figli crescono si allontanano perché li lasciano autonomi, sono indipendenti e quindi dicono sì, sanno fare la loro strada, ormai noi abbiamo fatto il nostro lavoro. Invece anche con i ragazzi un pochino più grandi bisogna continuare a esserci, e ecco, questa vicinanza, magari appunto con il tramite della scuola, attraverso una serie anche di iniziative, potrebbe essere veramente utile proprio per il discorso che dicevo prima, per fare rete e per capire che non si è soli anche in situazioni di difficoltà, perché a volte ci può essere il genitore che è in difficoltà con il figlio, che non sa più come fare, che appunto si nasconde dietro, ma non è mio figlio, non lo riconosco. Però insomma i ragazzi crescono, hanno tantissime altre esperienze intorno, non solo scolastiche, e quindi ecco, il genitore deve entrare in questa ottica, no? In cui deve capire chi ha davanti, che si sta modificando e che sta crescendo.
Quindi è un'idea interessante, sicuramente. Perciò la chiameremo, ne riparleremo, professoressa, Certo. perché la trovo veramente un'ottima, ma soprattutto trovo il coraggio di questi genitori che hanno voglia di essere aiuto ad altri genitori, Esatto, indipendentemente. di essere da sostegno, Guardate che è molto importante, nonostante il dolore, Esatto. cercano di dare un aiuto ad altre famiglie per cercare di riuscire. Fatevi vedere, parlate, Esatto. tutti assieme ce la faremo a fermare questi ragazzini, anche sugli incidenti stradali. L'importanza che io ho un genitore, professoressa, un papà che mi dice sempre, sai, e non è giovane, dice, io da piccolo sono nato con mio papà che quando ho conseguito la patente di guida continuava a dirmi, vai piano, metti mai il finestrino completamente chiuso ma un dito giù, no, tu devi pensare agli altri, non a te, devi stare attento agli altri, non a te. Tu sei bravo, ma devi stare ancora più attento. E dai. Queste parole io quando salivo in macchina mi ritornavano sempre. Messaggio, Questo certo. papà che mi parlava, che mi continuava a mettere l'attenzione dell'altro, non io. L'altro, dovevo stare attento all'altro. E perciò capisce quanto è importante parlare con questi ragazzi, perché se continuiamo a dire hai fatto il letto, hai fatto bene a scuola, com'è andata e basta, magari con un abbraccio, un sorriso e dire magari facciamo qualcos'altro, parliamo di qualcos'altro, non sarebbe veramente male. Andiamo in pubblicità. Andare a sfregiare una scuola primaria è sgradevolissimo. La scuola dei bambini, quella dove si imparano tra le tante cose educazione, civiltà e rispetto, imbrattata nella notte. È la seconda volta che i vandali prendono di mira la scuola primaria Toniolo di Santabona. Era la notte del 14 gennaio, esattamente 2 anni fa. Il muro imbrattato con scritte Novax, la stessa vernice rossa utilizzata in questo caso. Scritte meno comprensibili ma campeggiano questa volta su tutta la facciata. Ad allertare la dirigente e le forze dell'ordine e la referente di Plesso. I primi sopralluoghi in mattinata hanno evidenziato che chi si è macchiato di questo gesto deve aver usato una pompa. Sono pompe, l'hanno usate anche su altre scuole. A confermarlo anche l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese. Per pulire potrebbe essere necessario ridipingere tutta la facciata con costi elevati per la comunità. Tempo fa per poco non abbiamo preso i vandali che hanno imbrattato le scuole Rambado degli Azioni e speriamo di essere più fortunati questa volta perché queste persone devono avere una punizione esemplare. Indignazione espresso da subito anche sui social l'assessore alla scuola Gloria Sernagiotto con il collega già in mattinata a far visita al Plesso. È un attacco all'intera comunità trevigiana, ma soprattutto ai bambini, e questo lo trovo vergognoso. Polizia locale e carabinieri sul posto per fare i primi rilievi. Scuola regolarmente aperta e lo sarà anche domani, quando è già stato calendarizzato il lavoro di pulizia della facciata. Come si spiega ai bambini quello che è accaduto? Sarà difficile spiegarlo, però purtroppo noi viviamo in un momento storico in cui non c'è il grande rispetto anche per monumenti, per dei valori culturali, per dei simboli istituzionali. Quindi immagino che un discorso che gli si può fare è di rispetto e di chi il rispetto non lo sa mantenere. Sconcerto a Martellago per quanto accaduto a decine di ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che si sono trovati inseriti in un gruppo WhatsApp denominato Aggiungete più persone possibile, caratterizzato da un simbolo dell'infinito in nero su sfondo viola e contenente esplicito materiale pedopornografico, immagini accompagnate da volgarità di ogni genere. Complice l'importazione dei contatti in rubrica nella chat, ne risultano 1600, i contenuti si sono diffusi di dispositivo in dispositivo, spaventando i ragazzi, che una volta capito ciò che stava accadendo sono usciti dalla chat segnalando la cosa ai genitori, che si sono rivolti poi alla dirigente scolastica. Abbiamo già parlato con i ragazzi a rientro dalle vacanze così di carnevale, adesso ci riserviamo lunedì insomma di riprendere un po' l'argomento in classe e può darsi che emergano anche altri elementi, perché poi i ragazzi comunque insomma parlano, si confidano. Mi riferivano che forse c'erano anche ragazzi di altre scuole, anche di altre località, di altre regioni, perché poi si chiedevano ma tu di dove sei, però
di questo non ho certezza. È fatto grave, devo ringraziare il genitore che lunedì mattina mi ha chiamato, mi ha informato di fatti, io ho avvertito subito i carabinieri e anche loro erano stati avvertiti da altri genitori che avevano già sporto denuncia sia loro che la polizia postale. Quindi si sta muovendo sicuramente qualcosa, speriamo di venirne a capo. Ancora non è chiaro chi ci sia dietro la chat, sarà la polizia postale a scoprirlo. L'allert però si sta ancora diffondendo nel territorio, segno che probabilmente qualcuno è rimasto nella chat e permette la condivisione dei materiali incriminati. Sono stati bravi quei ragazzi che appena hanno visto certe cose hanno avvertito i genitori e dico ai genitori stare attenti a quello che fanno con i figli, perché purtroppo si può cadere in questi tranelli molto facilmente. Noi con le politiche giovanili ci siamo mossi già anche negli anni scorsi, facciamo degli incontri, non dico quasi ogni anno, ma comunque vengono fatti. Sicuramente va intensificato ancora di più visto quello che è successo in questi giorni. E noi ogni giorno spieghiamo ai ragazzi che non devono postare foto, che non devono scrivere, che i social vanno usati in maniera intelligente, però vediamo che molte volte le nostre raccomandazioni vengono disattese. Avete sentito? Avete sentito bene cosa ha detto alla fine? Allora, professoressa Bortoleto, come commentiamo? Due sono gli episodi, quello dell'imbrattamento, quindi l'atto di vandalismo, tra l'altro nei confronti di una scuola dei piccoli, quindi proprio rispetto sotto i tacchi, no? Perché è quasi uno sfregio, no? Andare a mettere in difficoltà chi sta crescendo, i più piccolini. Però ritornano, no, quei temi di non rispetto, di non attenzione che è generalizzato e ritengo che, ecco, bisogna intervenire, si riconoscono queste persone attraverso poi le famiglie, perché insomma anche in questi giorni ci sono anche occupazioni di scuole. Anche stamattina è venuto fuori un articolo che diceva i ragazzi si sono riuniti, stanno occupando la scuola, ma hanno fatto un regolamento, chi rompe paga, guai a voi se. Quindi qualcosa si sta muovendo anche fra chi vuole opporsi a determinate situazioni. Poi c'è invece l'aspetto dei social. Allora lì il tema è molto più complesso. Perché? Perché i ragazzi hanno in mano il cellulare da quando, non dico quando sono nati, ma poco più. E questo è già un dato, nel senso che loro lo considerano come quasi una loro protesi, qualcosa che serve per loro, per la loro vita. E quindi poi sono preda veramente dei delinquenti quando poi si inseriscono, perché con l'inganno li hanno messi dentro appunto a questa chat e fortunatamente qualcuno si è accorto, qualche genitore è intervenuto e si è mossa poi la macchina. Ecco, il sindaco diceva quasi ogni anno, no, bisogna farlo ogni anno ci sono dei momenti, ci devono essere dei momenti in cui si parla anche attraverso la polizia postale di quelli che sono i rischi. È vero che la dirigente diceva sono disattesi, ma la disattenzione è minore se tutti lavoriamo insieme. Io sono convinta che se i genitori, come è successo in quella comunità, cominciano a denunciare, cominciano a dire, i ragazzi dicono ma cos'è questa cosa? E poi si stempera, ma se tutti tacciono, se tutti sono omertosi, no, questo non va bene. Ha fatto bene a evidenziarlo, tanto è vero che i ragazzi quando hanno bisogno del sostegno vanno in famiglia, parlano in famiglia. Non è che vanno dall'amico a dire cosa facciamo, lo dicono ai loro genitori perché hanno preso paura, sanno che è pericolosa questa cosa, loro riescono a capire la pericolosità e questo è il dramma e la famiglia deve essere subito pronta ad ascoltare e a mettersi in gioco, come dice la professoressa Bortoleto. Però sindaco Buso, quello che ieri avevo un esperto in pedagogia e lui ha detto una cosa molto chiara, sollecitato naturalmente da me, che ho detto che il sindaco di New York ha deciso di denunciare queste multinazionali che sulla pelle di questi ragazzi e ragazzini permettono
certi video, certi giochi. Lui ha deciso di denunciare, perché non lo fate anche voi tutti assieme, visto che c'è questa unione di sindaci che è anche molto importante perché avete dei numeri forti, perché non iniziate a denunciare, perché sennò non si va da nessuna parte. La politica deve intervenire, deve interrompere, cioè non è che sia solo il sindaco di New York che può fare questo, anche lui ha 2 occhi, un naso, una bocca, 2 orecchie, un cervello, perciò vuol dire che è un fatto gravissimo che sta coinvolgendo il mondo intero. Prego. Beh, indubbiamente è un fatto gravissimo, perché no, insomma, si può assolutamente fare, nel senso che effettivamente le multinazionali di tutti i tipi, insomma, speculano del palese sulla pelle degli altri, insomma, semplicemente per il guadagno, e a maggior ragione quando lo fanno sui bambini, insomma, è importante intervenire. È una proposta, insomma, che accolgo volentieri e condividerò con i miei colleghi. Lo dico a tutti i sindaci, lo dirò anche agli altri che verranno in trasmissione, perché siete voi che avete anche la possibilità anche di dialogare col governo, no? Lo Stato siamo noi, ma col governo siete voi, con i vostri rappresentanti politici o meno politici, perché bisogna fermare. Ma si rende conto, sindaco, che non so se lo sa, in America, in Cina, c'è un gioco su TikTok che uno può farsi il fidanzatino virtuale? Ma ci rendiamo conto dove stiamo arrivando? Ma è come diceva ieri l'esperto, è da fuori di testa. Se continuiamo a permettere tutto e che arrivino qui anche questi messaggi, c'è il fidanzato virtuale, professoressa, guarda che stiamo oltrepassando veramente la decenza umana, perché nel vero senso della parola questi si fanno perciò non escono neanche più di casa, stanno là, hanno tutto là sul telefonino. Le relazioni saltano e invece le relazioni sono fondamentali per crescere anche, perché qualcuno prima diceva bisogna che facciano esperienza. Sì, ma l'esperienza non si fa con un video, si fa con le persone, si fa anche magari prendendosi a volte può succedere, insomma, no? Però dicendosi delle cose vis-à-vis, si diceva una volta, no? Perché è fondamentale la relazione, perché altrimenti anche questi atti che si verificano, quindi questi mancanza di rispetto, questi vandalismi, nascono dall'isolamento, dal non capire poi la reazione dell'altro, l'emozione negativa, la rabbia, la paura, l'ansia che l'altro prova, no? Perché di fronte a uno schermo queste emozioni sono difficili da accogliere, insomma, ecco. E invece la relazione è fondamentale. Ecco perché anche prima si diceva le associazioni sportive, le altre associazioni, cioè contatto con persone. Il Covid ci ha allontanato, ma adesso siamo ripartiti, quindi dobbiamo riprendere questo contatto con le persone e i bambini e i ragazzi ancora di più. Abbiamo Livio da Padova. Ciao Livio. Mirella, ciao. Saluto la professoressa e anche il sindaco. Ma io mi chiedo, questi ragazzi che fanno squadra attorno a Facebook, cioè a Facebook, WhatsApp, eccetera. Non c'è un'autorità che controlla tutti quanti questi siti? Perché vedo che su Facebook se uno vuole mandare un messaggio e un messaggio magari che può essere un po' violento, offensivo, volgare, e te lo bloccano, diciamo, no? E sugli altri siti dovrebbe esserci un'autorità che controlla tutti quanti questi siti, insomma. E da noi che autorità c'è in questo caso? Grazie, vi saluto. Grazie Livio. Allora iniziamo dal sindaco Buso. Vai sindaco, prego. Beh, la normativa riguardo ai social purtroppo lo si sa, insomma, da anni è un tasto dolente ed è difficile. Ci sono le autorità nostre competenti, intanto saluto Livio, chiedo scusa, che possono monitorare, diciamo, di intervenire quando si configurano dei reati veri e propri, per cui la polizia postale in primis, insomma, ecco, che veniva citata anche prima e che può effettivamente intervenire. Dopodiché normare, diciamo, a monte i social è anche complesso comunque, perché queste società appunto multinazionali non è che rispondono direttamente agli stati, insomma, avendo sedi in più paesi, per cui non è comunque semplice, hanno delle regole,
però non è così purtroppo semplice come magari in altri tipi di comunicazione, ecco, che sono più locali, mettiamola così, e più facili da incasellare in una normativa. Allora andiamo a vedere anche questo servizio del 13 febbraio 2024, dati iscrizioni scolastiche. Andiamo a sentire. L'inverno demografico messo nero su bianco in una tabella Excel. Sabato si sono chiuse le iscrizioni ed i dati provvisori diffusi oggi dall'Ufficio Scolastico Regionale relativamente alle iscrizioni per l'anno 2024-25 sono lo specchio più evidente dei tempi. Il Veneto perde complessivamente 11.562 alunni, circa il 10% rispetto all'anno in corso. Analizzando i dati provincia per provincia emerge il crollo verticale di iscritti alle primarie nella Marca trevigiana, che perde quasi 1.000 bambini, record negativo nelle secondarie di primo e secondo grado per la provincia di Verona, ma Treviso è al secondo posto con oltre 1.300 alunni in meno alle medie e 315 alle superiori. L'effetto culle vuote è ancora più evidente analizzando le variazioni percentuali complessive, dove spicca Rovigo che perde oltre il 19% di iscritti alle elementari, seguita ancora da Treviso meno 13%, ma anche alle medie i valori sono impressionanti, con Venezia e Verona che perdono quasi il 19% di ragazzi, Treviso il 16%, percentuali inferiori alle scuole superiori, record ancora a Verona con il meno 7,2%. Circa le scuole scelte dai ragazzi veneti di terza media, il 45,9% ha scelto il liceo, oltre il 39% gli istituti tecnici, il 14% le professionali. Flop del nuovo indirizzo del Made in Italy, con soli 6 iscritti in tutta la regione. Nel panorama nazionale il Veneto è la regione con la percentuale più bassa di studenti iscritti ai licei e la più alta, assieme all'Emilia-Romagna, di ragazzi iscritti agli istituti tecnici. Ecco, questo fa riflettere. Non hanno voglia di mettersi a lavorare, mettere le mani in pasta. No, i dati sono diversi. Professoressa Bortoletto, a lei il commento e se vuole rispondere anche rispondere al nostro Livio da Padova. Sì. Beh, allora, intanto il discorso della denatalità lo vedevamo già da qualche anno, insomma, non è una novità. Anche perché la nostra provincia in particolare è una provincia anche di forte immigrazione e questa è rallentata, nel senso che chi è arrivato è fermo qui, qualcuno è andato anche via, ma ne stanno arrivando sempre meno di stranieri, di non italofoni, per cui la denatalità è inevitabile. Ecco, lo vedevamo già perché noi appunto chiediamo ai comuni, ai sindaci, no? Diciamo l'anagrafe dei piccolini, degli appena nati, per vedere un po' le proiezioni, e purtroppo questa situazione era già evidente qualche anno fa e adesso si sta diciamo allargando alla primaria e anche alla secondaria di primo grado. Ancora la secondaria di secondo grado no, perché diciamo sono i più grandi e di conseguenza fino a 14 anni fa la situazione era un pochino migliore. Dopodiché abbiamo visto insomma che la situazione, ecco come diceva anche l'ascoltatore, è quella di un'attenzione, cioè noi possiamo per esempio anche come i genitori e naturalmente le scuole possono intervenire sui siti mettendo dei muri, ecco, dei muri virtuali che impediscono di vedere determinate cose. Ma dal punto di vista dei social, come diceva il sindaco, la normativa è molto carente e in più le famiglie, anche se certi social potrebbero essere gestiti solo da persone più grandi, vengono dati in mano perché hanno il telefonino e quindi lo utilizzano allo stesso modo, insomma, no? Per cui torna quello che dicevo prima, attenzione massima anche da parte delle famiglie, perché la scuola non può certo intervenire sul privato di un telefonino, questo purtroppo no, e di conseguenza bisogna che le famiglie sappiano intervenire proprio per evitare che ci sia questo abbandono, ecco, ai social e a quello che può succedere. Fortunatamente poi, come abbiamo visto nel servizio, alcune famiglie poi appena hanno la notizia intervengono e questo è importante, però la normativa è carente.
Sindaco Buso, come commenta questi dati, questa denatalità che ormai abbiamo dei numeri impressionanti, non è che i giovani non vogliono fare, è che non li abbiamo più, questa è la verità, non ci sono, pochi, prego, ma quei pochi cerchiamo almeno di stargli un po' vicino, visto che sono anche pochi rispetto a quelli di una volta. Prego, Sindaco. Purtroppo è vero, i giovani sono pochi, sono sempre meno, come diceva giustamente la dirigente prima, chi è arrivato, insomma, alla nostra provincia appunto ha un'immigrazione importante, però chi è arrivato appunto si è stabilizzato e sì, purtroppo mi viene da dire come noi subisce, diciamo, un po' quello che è il nostro stile di vita e quindi non fa molti figli, o comunque li fa, però la crescita è quella che è, insomma, stare vicino ai giovani e alle famiglie è importante, si cerca di farlo, insomma ci sono delle misure anche nazionali e regionali, insomma, che danno un po' supporto alle famiglie. Per quanto riguarda poi noi come comuni, si cerca di incentivare quello che è anche un po' il recupero del nostro patrimonio, diciamo, immobiliare, nella misura in cui comunque anche comprare un'abitazione, ristrutturarla è un costo per le famiglie, per cui anche questo purtroppo è uno scoglio per i giovani che vogliono mettere su famiglia. Si cerca con quello che si può, nel senso che sì, anche dare dei piccoli contributi piuttosto che insomma, cercare di adattare gli strumenti urbanistici ad andare incontro alle nuove esigenze, insomma, i fabbricati che c'erano un tempo, i centri abitati che c'erano un tempo non sono più funzionali allo stile di vita che c'è. Mi riferisco soprattutto alle automobili, insomma, una volta ce n'era una per famiglia, diciamo, adesso ce ne sono 3-4, per cui comprare casa, ristrutturarla o comunque tenere la casa, diciamo, che si ha in centro è difficile. Questo, insomma, per quanto riguarda poi i piccoli comuni che diciamo a livello poi più ampio poco possono fare, nel senso che effettivamente è uno stile di vita che scoraggia un po' la natalità, insomma, non consente di poter avere tanti figli, ecco, insomma, io lo dico così col cuore anche in mano, perché sì, un figlio purtroppo costa, e d'altro canto 2 genitori che lavorano sono un po' il problema di prima, cioè la mancanza poi di tempo, di ascolto verso i figli che crescono, non dico abbandonati perché le istituzioni, insomma, ci sono, però crescono come possono, ecco, e non sempre bene. Però, diciamo. Sindaco Buso, lei ha detto una cosa giusta, una volta c'erano pochissime macchine, adesso nelle case minimo sono 2 minimo macchine, se no addirittura 3, perché ognuno ha la propria macchina, perché ha la propria indipendenza anche, però non si è investito nelle infrastrutture che servono. Noi abbiamo delle mega infrastrutture che non servono a nessuno, oppure opere lasciate a metà. Penso al famoso Pirubì di Piccoli, Rumore e Bisaglia, che adesso non serve più, eppure i soldi sono stati dati e continua a esserci. Anche voi non avete tanta possibilità di gestione, vi siete ascoltati poco su quello invece che servirebbe veramente al territorio, perché voi sapete di cosa avete bisogno, i problemi dove ci sono, però siete poco ascoltati. Sentiamo parlare pista da bob, Stretto di Messina, cioè cose veramente lontane da noi, anni luce, quello che vediamo invece che quando esci al mattino da casa, specialmente nelle città capoluogo importante, veramente un problema, specialmente le periferie, arrivare in città. Ecco, forse dovrebbero attenzionare più il territorio, ascoltandovi di più e soprattutto darvi più la possibilità di operare, altro di spendere soldi inutili per qualcuno che si riempie le tasche. Questo lo dico io naturalmente. Sindaco, come ci lascia, Sindaco? Beh, intanto ringraziandovi, e dopo come vi lascio? Vi lascio, sì, diciamo che i problemi del territorio ci sono ed effettivamente è importante, insomma, un sindaco che ha contatto con i propri cittadini, per quanto, insomma, e conosce un po' le fragilità. Non è semplice, per cui, insomma, ci lasciamo con un auspicio che la storia ci abbia insegnato, e ce lo diciamo tante volte, no? Ma se veramente si inizia a fare rete, a dialogare tutti insieme, e sono convinto che così si avranno ottimi risultati, insomma, perché poi ognuno portando il proprio punto di vista, le proprie, non dico necessità, ma indubbiamente le proprie conoscenze ed esperienze, può far crescere il territorio, per cui ci lasciamo con l'auspicio, dai, che ci si riesca a parlare di più.
E soprattutto iniziate a denunciare, fate squadra, perché ormai tolleranza zero da parte nostra verso queste multinazionali che stanno danneggiando i cervelli di questi ragazzi nel silenzio assoluto di chi dovrebbe intervenire. E per fortuna che il sindaco di New York ha battuto un colpo e iniziato a denunciare e ne siamo veramente grati, perciò fatelo anche voi. Allora, prima di lasciare la professoressa Bortoletto, questa mattina non do sconti neanche alla professoressa Bortoletto, andiamo a vedere questa baby gang a scuola. Era il 26 gennaio del 2024. Andiamo a vedere. Ma non è la prima volta. Quando mi dici siamo... È già successo prima. Non è la prima volta? No, no, ma che? È già successo prima. Che si mettono in tanti contro uno. Ma secondo te c'è un problema di baby gang? No, no, tranquillo. Secondo me? No, no, niente. Qua a Treviso è una città tranquilla. Non è vero, non è una città tranquilla. Stai zitto te. Ogni tanto succede, ma come dappertutto. A fare da sfondo l'episodio di ieri mattina che ha messo al centro delle cronache cittadine un gruppetto di giovanissimi che avrebbe atteso, accerchiato e poi colpito un coetaneo fuori dall'istituto Riccati. È uscito da scuola, ha visto sti ragazzi che cercavano altra gente da picchiare, no? Ah, li cercavano proprio da picchiarli? Così mi ha detto. E secondo te è un regolamento di conti? Ma un po' di sì. Sicuro, c'è qualcosa sotto. Notizia che ha già fatto il giro. In giornata i carabinieri hanno sentito la scuola, sentiranno anche gli autisti dei mezzi MOM che i ragazzini, assembrandosi, hanno poi bloccato in mezzo alla strada. Nessuna denuncia ad oggi risulta presentata, né sono stati segnalati accessi al pronto soccorso. L'hanno chiusa così, tra urla e spintoni, pare. Purtroppo, come sta diventando pericolosamente di moda, a testimoniarlo sono proprio loro, i ragazzi. È un fenomeno abbastanza noto tra di voi. Sì. Sì, in sto periodo, in questo momento, sì. Vengono anche qui davanti a Riccati? Certe volte sì, senza problemi. Ma questi ragazzi da dove vengono? Sono studenti? Alcuni sì, altri di altre scuole, non per forza dei Riccati. Si incontrano e la gente è attorno a loro e iniziano a picchiarsi. Secondo me, a parte che hanno tantissimi problemi dietro, però... Sì. Un fenomeno che accomuna Treviso alle altre città, che i ragazzi però conoscono. Come in Piazza Borsa sappiamo, avvengono altri avvenimenti. Tanto da aver imparato a difendersi. Stare lontani, ecco. Cioè, piuttosto che ti vengono là a chiedere soldi, una sigaretta, evitarli. Allora, professoressa Bortoletto, come commenta e come vuole salutarci? Prego. Riferiamo appunto a studenti grandi, quindi delle secondarie, e a gruppi che diciamo si sostengono ecco, nella loro forza perché sono insieme, quindi è questa, no, la banda, il gruppo. Ecco. Chiaro che qui anche le forze dell'ordine e tutta la comunità deve essere attenta, nel senso che se si arriva a situazioni fuori controllo ci deve essere l'intervento appunto delle autorità, perché altrimenti, come dire, a scuola noi possiamo parlare, riparlare, se poi succede fuori dalla scuola cosa facciamo? Quindi sicuramente si può intervenire con aspetti di educazione civica, di attenzione all'altro, però poi se si mettono insieme, proprio, ripeto, tornano anche i social, perché dopo magari si riprendono anche. Quindi bisogna sapere intervenire anche con interventi appunto autorevoli. Ma mi scusi professoressa, non è possibile sì, quando avete i nomi di questi ragazzi che hanno fatto questi reati, perché voi ce li avete, a pretendere che i genitori vengano a prendere i figli e che se li portino a casa subito, invece che li lasciano liberi, quando naturalmente è stato commesso il reato, che sappiamo nomi e cognomi. Loro si vengono a prendere questo ragazzo e se lo portano a casa. Cioè non che rimanga... che poi abbiamo visto non una volta, abbiamo sentito anche il direttore della MOM 3-4 volte, sempre lo stesso ragazzo che ne faceva di tutti i colori. Ma si può fare questo, cioè obbligare nel momento che c'è il reato che questi genitori vengano a prendersi il ragazzo a scuola, farlo andare a scuola, perché secondo me è giusto che vada a scuola, anzi di più, a mio avviso, anche il dopo scuola dovrebbe fare, e poi il genitore se lo viene a prendere. Prego professoressa.
Allora, qui bisogna vedere la situazione, nel senso che se io ho degli elementi e poi sono anche in mano all'autorità, l'autorità è quella che interviene, la scuola può intervenire se ha degli elementi e può comunque convocare i genitori per dire guardi che sono successe delle cose e pare sia suo figlio. A volte però poi succede che dicono ma come, non è vero. Ma se ci sono i nomi, sicuramente le famiglie vengono contattate, magari non davanti alla scuola, magari ecco, in altro luogo, però quando si hanno le persone e l'indagine è chiara, c'è l'intervento. Dopodiché, quando succede qualcosa, sicuramente all'interno della scuola, la scuola interviene, perché le famiglie sono le prime ad essere avvisate e convocate. Se invece ci sono reati, allora lì l'intervento è diverso, non può essere della scuola e basta, ma deve essere appunto dell'autorità. Ecco, capisce anche l'importanza allora di fare rete con le famiglie di questa idea che abbiamo avuto, che sono queste famiglie che solleciteranno. Grazie alla professoressa Paola Bortoletto, Presidente Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, che è stata con noi per capire l'importanza invece che quei genitori che vogliono cercare ad aiutare a mettersi in prima linea forse dovrebbero essere ascoltati e invitati di più. Grazie, buona giornata anche al sindaco Belli Buso, sindaco di Miane, grazie. Grazie, buona giornata anche a voi. Grazie. Vaia è rinascita ovunque ci sia una sfida ambientale e sociale. Vaia è comunità perché vogliamo affrontare insieme a tante persone ciò che conta. Vaia è passione perché vogliamo lavorare con le comunità locali nei territori in cui operiamo, realtà che sono accomunate dai nostri valori. Vaia nasce nel 2019 a seguito della tempesta Vaia che ha distrutto 42 milioni di alberi. Da quel legno abbiamo creato i nostri oggetti. La vision di Vaia è quella di creare un movimento globale di impatto positivo, creare proprio un modello, il modello Vaia, quello di ricostruire, dare valore e cambiare prospettive alle cose, immaginandoci e creando il futuro che vogliamo. Il Give Back è la mission di Vaia, perché abbiamo un patto etico con le persone che credono nel nostro progetto. Siamo ostinati a creare bellezza e relazione nelle comunità e nei territori in cui operiamo. Per noi sostenibilità significa pensare al futuro con energia e positività. La sostenibilità per Vaia è partire dalle persone, dal rispetto per l'uno verso l'altro. Lo manifestiamo portando il modello Vaia in tutte quelle realtà dove c'è una sfida da trasformare in opportunità. I nostri risultati sono 90.000 alberi piantati sulle Dolomiti, 12 artigiani locali coinvolti, 5 km² di ghiacciai salvaguardati e 150.000 persone riunite in una community che vuole creare un impatto positivo. Quando si pensa alla sostenibilità si pensa spesso all'ambiente, ma non è vero, non è solo ambiente, sono persone, è l'etica, è la società in cui viviamo e quindi essere sostenibili significa anche abbracciare l'economia locale, supportare e coinvolgere gli artigiani che poi sono i custodi di storie e identità che non vanno dimenticate, perché nessuno va lasciato indietro. Vaia si rivolge al singolo ma anche alla comunità, alle persone perché sono il fondamento di tutto, ma anche alle aziende che sono fatte di persone e che vogliono prendere parte del cambiamento ed essere Vaier. Questo è il mondo Vaia. Pista Eugenio Monti di Cortina fa discutere, devono cominciare i lavori, oggi un presidio per protestare, però a dire la verità guardando i partecipanti, non tanti e soprattutto
pochissimi di Cortina. Tante le sigle ambientaliste riunitesi a Cortina per protestare contro la costruzione della pista da bob. Quasi altrettanti gli appartenenti delle forze dell'ordine a scongiurare il rischio di disordini che per fortuna non si sono minimamente registrati. Quella che era la Eugenio Monti del 1956 oggi è un corridoio in terra battuta e chi manifestava inorridisce al pensiero della cementificazione. Noi speriamo che qualche ritardo ancora gli impedisca di fare. I tempi sono assolutamente impossibili. La pista di bob dei Giochi Olimpici moderni, costruita più in fretta fino ad ora, è stata costruita con 250 giorni in più. Dito puntato sui costi, lievitati a dismisura. C'erano state promesse Olimpiadi a costo zero e i conti che abbiamo fatto ad oggi sono solo conteggi istituzionali, quindi spese previste da regioni o dallo Stato italiano. Siamo in prossimità di 6 miliardi di spesa. Qui si spenderanno 128 milioni di euro quando la vecchia pista era stata chiusa già nel 2008 e solo la gestione della pista costerà 1.400.000 euro all'anno a un comune piccolo di 5.800 abitanti come Cortina d'Ampezzo. Assente o quasi la politica ed i suoi rappresentanti, tranne chi su questo lato del fronte si è sempre schierato. Non si può pensare di spendere 120 milioni di soldi pubblici quando la sanità bellunese è allo stremo, addirittura i tecnici dicono che dovranno essere ridotte le strutture a causa delle continue perdite dell'ULSS e non è possibile spendere 120 milioni di euro per una pista da bob quando l'intero sistema scolastico del Veneto ha ricevuto meno di questi fondi dai fondi europei del PNRR. Dobbiamo avere delle priorità politiche e qui la battaglia non è soltanto ambientale ma è economica e sociale. Buttiamo 120 milioni di euro che capisco che non si possono trasferire agli ospedali come qualcuno vorrebbe, però non si possono nemmeno buttare così. Intanto la pista che c'era non c'è più e per quella che ci dovrebbe essere non è ancora stata posata la fatidica prima pietra. A raccontare quello che era e quello che potrebbe essere, accompagnando i manifestanti lungo il percorso, è chi quegli anni ruggenti li visse in assenza di tecnologia, comunicando al telefono e allo speaker il passaggio degli atleti. A Cortina d'Ampezzo, dove ci sono grossi problemi di alloggiare gli atleti sempre, sia in stagione che in fuoristagione dove gli alberghi sono chiusi, su un pendio come il nostro a solo i 1200 metri dove fa troppo caldo, dove la temperatura è sconveniente per fare il bob. A San Moritz sono a 1800 e hanno la pista tutta girata a nord. E allora lì tiene addirittura in naturale fino adesso. Qui da noi invece lo vedete, siamo a metà febbraio e neve non ce n'è quasi più. Allora saluto Paolo Milan, collegato con noi da Borgo Valsugana, cofondatore di VAIA. Avete visto, grazie Milan di essere qui per spiegare l'importanza invece della comunità che si muove, la squadra che è vincente perché tiene al cuore il territorio, l'ambiente. Grazie Milan. Saluto anche Elena Bertorelli, collegata da Vicenza, presidente Casa del Consumatore Veneto. Grazie anche a Bertorelli di essere qui. Allora partirei proprio da Milan. Noi abbiamo visto queste immagini perché, ripeto, la montagna, il territorio è di tutti, non è solo dei cortinesi. Teniamolo ben presente questo. Il territorio appartiene a tutti noi e ne abbiamo uno bello grande, meraviglioso, cerchiamo di conservarlo nel migliore dei modi, perché noi abbiamo visto quello che fate voi e vi ringrazio sempre per questi progetti meravigliosi, queste idee che avete avuto, però voi piantate e qualcuno invece rade al suolo questi larici meravigliosi, chissà perché tutti dicono gli esperti che questa pista non andava fatta, ma purtroppo abbiamo le associazioni molto anche importanti, quelle corporative forti, gli industriali che invece la vogliono. Ecco, questa è la verità. E qualcuno vince sul più piccolo come le associazioni che abbiamo parlato prima. Allora, Paolo Milan, come commenta questo progetto bellissimo invece che ha un tantan molto importante, che è il tantan della comunità, che ci crede, che ci impegna? Prego. Sì, appunto, intanto grazie dell'invito, è un piacere essere qui in trasmissione. Come dicevi ben tu e come si vedeva prima nel video, il nostro progetto dà importanza alle comunità e crede nel saper fare
delle persone e delle ragioni delle persone che abitavano lì da molto tempo e mettono al centro appunto l'ambiente e i luoghi in cui vivono. Quindi rispetto alla pista a Cortina concordo con tutte queste associazioni e con la parte scientifica che ha espresso sfiducia nella realizzazione e penso appunto che sia stato bypassato il loro sapere, le loro conoscenze e non si sia ascoltata quella fetta di persone che abitano in quel luogo, mentre si sia data più importanza a questioni politiche ed economiche. In Vaia, ecco, crediamo in tutto il contrario, appunto noi collaboriamo con le persone del posto, ad esempio qui nel Trentino e nell'Alto Veneto collaboriamo con 12 artigiani con i quali ci siamo sempre affidati per la realizzazione dei nostri oggetti, ma anche come si poteva vedere prima dal video, mettiamo a dimora alberi seguendo il consiglio della forestale, che è la parte scientifica, insomma, che ne sa di più in ottica di foreste e di montagna, ed ecco perché noi ci affidiamo a loro e chiediamo qual è la zona migliore dove andare a piantumare, che tipologia di albero si deve piantumare in quell'altezza. Appunto leggevo il cartello, un cartello fatto da una persona che era presente nel video lì a Cortina. Ce n'è già abbastanza di cemento, costruire a quelle altitudini non è sostenibile, penso solo all'inquinamento che verrà prodotto per andare con camion, con tir per mettere giù il cemento e tutto quello che va, tutto l'indotto che c'è nella costruzione, che quindi oltre a creare poi un elemento che magari nei prossimi anni non verrà neanche sfruttato, oltre ai costi di gestione, penso anche a tutte le emissioni che saranno fatte per realizzare questa pista. Insomma, non è davvero sostenibile e non rispetta le persone del luogo. Allora saluto anche Elena Bertorelli, Presidente Casa del Consumatore Veneto, perché siamo anche noi consumatori, ma veramente non riusciamo a far ascoltare la nostra voce. Anche voi ce la mettete tutta, ma non mi sembra che siate molto ascoltati. Basta vedere, ecco, l'aumento di prezzi che c'è stato, una speculazione incredibile da chi invece doveva frenare, c'era un silenzio assordante. Prego, Presidente Bertorelli. Anch'io ringrazio Mirella per l'invito e per essere qui, e saluto tutti i suoi telespettatori. Allora, ci hanno ascoltato per quanto riguarda la proroga del mercato di maggior tutela dell'elettricità, cioè della luce elettrica, che è stato spostato per la quinta volta e cesserà il 1° luglio 2024. Quindi in qualche modo, in qualcosa riusciamo a tutelare i consumatori, che è quello il nostro ruolo principale, ma come ha detto bene giustamente lei, Mirella, siamo tutti noi consumatori. Ad un certo punto tutti noi paghiamo le bollette, tutti noi paghiamo le bollette, gas, acqua, tutti noi dobbiamo usufruire dei servizi della pubblica amministrazione, dei servizi sanitari, quindi noi siamo, ognuno di noi, qualunque attività svolga, qualunque professione svolga, è prima di tutto un consumatore. Allora, io ritengo che la nostra battaglia, che è continua, e lei penso, Mirella, possa capire la grande difficoltà nel combattere contro quelle che lei ha chiamato giustamente delle lobby, e noi siamo direttamente a Roma per combatterle, quindi puoi immaginare il doppio sforzo. Per quanto riguarda il caro vita, lei ha comunque ragione, però il trend mi dicono, cioè ci dicono da quelle che sono le nostre proiezioni, è in discesa, quindi di solito mi tengo sempre la buona notizia per la fine, adesso me la do subito, che così almeno i telespettatori si sentono un po' più rassicurati, è in decrescita. Quello che invece bisogna fare molta attenzione, Mirella, e uso questo spazio che gentilmente mi viene concesso, è il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero. Perché molte persone, molti consumatori non sono a conoscenza
che non è obbligatorio necessariamente passare, perché veniva data un'informazione sbagliata, cioè si diceva se voi non passate, perché lei sa, tutti sappiamo che con il gas siamo già passati al mercato libero da gennaio 2024. Veniva data prima un'informazione non corretta in cui si diceva se non passate non avete più la fornitura. Non è così. Stiamo tutti fermi, soprattutto chi ha il mercato di maggior tutela sia nel gas che nell'elettricità, perché saremo direttamente passati a un mercato, le cosiddette forniture placet, ossia dei prezzi equiparati alle condizioni di maggior tutela. Quindi ai tuoi telespettatori dico, soprattutto adesso per quanto riguarda l'elettricità il 1° luglio, non abbiate paura, restate fermi, la fornitura di energia elettrica non viene assolutamente interrotta, ma venite semplicemente passati in maniera automatica in un mercato cosiddetto placet. Dopodiché penseremo cosa fare, però intanto non spaventiamoci, non andiamo nel mercato libero che è un mercato molto pericoloso. Avete capito a casa? Ascoltate bene perché sono parole veramente importanti quelle che ha detto Elena Bertorelli, soprattutto non rispondete al telefono, attenzione, attenzione, andate direttamente, fatevi accompagnare oppure informatevi con queste associazioni che sono importantissime, sono là per aiutarvi, perciò cercate di capire l'importanza se non siete in grado di essere informati e accompagnati da queste associazioni. Allora andiamo a vedere anche Vaia 5 anni dopo. Quando passa una tromba d'aria, passa e va, distrugge tutto, però passa, ci mette poco e sparisce subito. Lì invece è durato per tanto tempo, ci sono state ore di vento fortissimo e quindi anche la popolazione ovviamente giustamente terrorizzata perché non finiva mai. Un inferno durato ore dalle Dolomiti bellunesi all'altopiano di Asiago che ha cancellato boschi, strade, fatto crollare edifici, ingrossato i fiumi e portato a valle in drammatiche piene tronchi e detriti che hanno poi devastato le spiagge, lasciando per giorni senza elettricità, linea telefonica, acqua potabile, intere comunità. 5 anni fa la tempesta Vaia, 3 morti nei primi giorni, altri 2 nei successivi, ma poteva essere una strage se la mattina del 28 ottobre 2018 l'unità di crisi convocata d'urgenza non avesse imposto lo stop a manifestazioni, scuole, uffici pubblici, grandi aziende. La notte seguente si è andati oltre le previsioni e su Veneto, Trentino e Friuli si è abbattuto un vero e proprio uragano. Ci sono voluti giorni per comprendere le reali conseguenze della violenza del vento e delle eccezionali precipitazioni. In alcune località si sono sfiorati 700 mm d'acqua. 700 mm sono 70 cm, cioè non stiamo parlando di questo. Rocca Pietore diventa il simbolo dei comuni di montagna messi in ginocchio da Vaia, ma il territorio colpito è molto vasto. È un miracolo che stiamo tutti bene, che non è successo niente. Da buoni veneti ci si rimbocca le maniche e si fa. La macchina dei soccorsi inizia a muoversi, ma le strade sono impraticabili. Occorre ripristinare il passaggio e far fronte a situazioni di drammatica emergenza come l'isolamento dell'ospedale di Agordo. È stata una giornata davvero lunga e difficile, ma quella che si preannuncia è una nottata forse ancora peggiore. Siamo sotto il porticato della prefettura, alle mie spalle possibilmente Nicola Marcato vi sta facendo vedere la pioggia che senza soluzione di continuità si sta abbattendo sulla città. Antenna 3 racconta non stop la nuova calamità che ha colpito il Veneto dopo l'alluvione del 2010 con cedimenti, frane e torrenti in piena. Abbiamo visto in diretta l'edificio volare giù all'interno del Codevole, l'acqua ha scavato sotto e poi l'edificio in un attimo è volato giù tutto intero. A Venezia l'acqua alta sconvolge la città. La marea in questo momento ha raggiunto un picco di 160 centimetri. Siamo a San Marco. Come al solito San Marco è la piazza completamente allagata, si allaga sempre per prima e l'acqua, come vedete, è al primo gradino, però poi con 1,50 sale, supera il terzo gradino
ed entra nei negozi. I laghi di montagna si riempiono di tronchi d'albero, la piena del Piave scende verso il mare e a Ponte di Piave passa a pochi centimetri da strada e ferrovia. Nicola, spostiamoci, sta arrivando un mezzo dei vigili del fuoco, qui come vedete è un via vai continuo. Gli sfollati della Golena trovano riparo nelle strutture pubbliche. È una disperazione per chi tocca. È vero. 90 a San Donà si attrezzano per il passaggio della piena che devasta le spiagge di Jesolo. Tra questo c'è tutto il tema ambientale. Il percorrere in elicottero la valle e risalendo verso Rocca Pietro e Fedaia si dà un'immagine di boschi che non esistono più. Vi raccontiamo da questo momento in poi il disastro che vedremo dall'alto. In provincia di Belluno ci stiamo dirigendo verso le zone dell'Agordino. Il lavoro ora per ora di giornalisti e operatori di Media Nord-Est diventa servizio pubblico. Io non sono riuscita ad avere notizie di mia mamma se non fosse stato per voi, di sapere perlomeno quali fossero le vittime, se la mia casa esistesse ancora. Abbiamo Ermanno da Verona. Ciao Ermanno. Ciao, arrivederci, buonasera, buongiorno. Ascolta una cosa, io volevo parlare un attimo dell'autonomia. Prego. Va bene? Allora, sono 6 anni che stiamo aspettando, va bene? Una risposta definitiva da parte del governo. Ma il governo chiaramente la tira per le lunghe, evidentemente avrà i suoi interessi che sono naturalmente di denaro, che era tanto per cambiare. Allora io dico questo, siccome il governo molto spesso, anzi i comuni, va bene, ci permettono di avere i permessi di determinate licenze con il tacito assenso. Allora dico, ma non possiamo applicare la stessa storia per l'autonomia? Va bene? Perché a un certo momento va a essere presi per i fondelli da questi signori del governo, mi dispiace tanto, io ho 87 anni ma non l'accetto più. È chiaro, il governo o fa il governo e rispetta la Costituzione e se no è meglio che cambino mestiere. È chiaro, non so se mi sono spiegato. Fine della trasmissione. Grazie caro Ermanno, grazie della telefonata. Infatti è un pezzo che dico che aria fresca, aria nuova, può essere che cambiano anche le cose perché sennò non andiamo da nessuna parte. Allora, perché ho fatto vedere questo servizio, Mila? Perché la storia non insegna niente. Noi abbiamo visto il presidente Zaia con gli stivali in mezzo al fango, abbiamo visto che quando da lassù qualcuno ci ama e dice basta, adesso mi metto in mezzo io e vediamo, non mi ferma più nessuno, la distruzione cosa fa. Ma io ho detto anche, Mila, mettiamo caso che succeda qualcosa con questi interventi importanti, perché sappiamo che la montagna cammina, respira, non è un masso messo là. Chi è che ne paga le conseguenze rispetto a quella storia che avrebbe dovuto insegnare la fragilità del territorio? Perché qui si parla di business e poco di fragilità. Un business per pochi rispetto ai danni di molti. Perché poi il politico passa e passeranno, vedrete. E noi ci rimane il danno e lo paghiamo noi. Perché queste cose vengono fatte con i soldi pubblici. Sono soldi che paghiamo noi per sempre, perché non hanno più fine. Noi continuiamo a pagare opere assurde, volute da qualcuno per farsi le famose piramidi, perché tanto sono mica soldi miei, me la faccio, pagano gli altri. Cosa ne pensa? Voi invece che ci tenete a cuore il territorio, ma avete visto? Cioè, questa è veramente una catastrofe e se ne arriva un'altra chi paga? Chi può dire che la montagna non risponderà? Gli esperti, sì, abbiamo visto. Prego, che esperti ci sono delle volte in giro. Prego. Sì, sono d'accordo per quanto riguarda le conseguenze e come abbiamo visto nel servizio appunto poi saranno le persone, sono sempre le persone del luogo che subiscono le conseguenze perdendo case, perdendo vite magari, poi nel caso della tempesta Vaia fortunatamente le vite sono state molto basse insomma, ma il problema sono stato
sono state maggiormente i danni a livello di case, valanghe, detriti, eccetera, eccetera, eccetera. Poi le persone del luogo sono anche le prime che devono rimboccarsi le mani per andare a sistemare questa situazione, perché se non si muovono per prima loro, lo Stato non è che sia così reattivo nel reagire poi a queste cose. Di certo la possibile introduzione della pista in questa zona di montagna può portare in futuro delle conseguenze, come appunto gli esperti hanno detto e sui quali si sono pronunciate. Ora è da capire la maniera in cui questa cosa verrà fatta. Si spera nel rispetto della natura, nel rispetto della montagna, nel rispetto delle comunità locali, ma ne abbiamo già viste di queste cose e sappiamo dove si andrà a parare. Si parla di un sistema piramidale e di una spesa sopra il miliardo che poteva essere utilizzata in altra maniera, magari per rinforzare l'aspetto di quelle comunità montane, dall'aspetto sanitario all'aspetto delle strade, delle telecomunicazioni, insomma, potrebbero essere usati in maniera diversa. Ora concordo con lei che i primi a pagarne le spese saranno i residenti, i cittadini, insomma. Ecco, il problema è anche però che loro sanno benissimo che Mino Vo combatta è un motto che regna sovrano nel nostro territorio, perché se la gente non viene ascoltata, lei ci prova anche, ma quando non vede i risultati poi purtroppo si gira dall'altra parte. Mentre noi vediamo che quelli che invece sanno, che sono le associazioni ambientalistiche del territorio, ci sono e sono gli esperti perché sanno di cosa parlano. Però, qua mi rivolgo alla Presidente Bertorelli, se gli esperti non vengono ascoltati, perché allora studiamo e diventiamo esperti e diventano esperti se poi non contano niente? A cosa servono? Allora si dice che siamo in democrazia, è vero, se fossimo in democrazia dovrebbero essere ascoltati tutti e poi trarre le conclusioni con gli esperti per un buon risultato. Ma anche voi che siete esperti, una fatica enorme per far capire che c'è una povertà che aumenta, che le famiglie con questi stipendi, la maggior parte, con queste pensioni da fame, non riescono neppure più a sopravvivere. Ma la politica è furba perché si fa scudo col mondo del volontariato. Certamente. Tanto c'è l'associazione che mette la toppa dove io non riesco a mettere, arriva anche subito a costo zero. Cosa dice, Presidente? Questo consumatore, perché anche è un consumo anche della montagna, perché la frequentiamo, ci andiamo, anche noi a volte rimaniamo allibiti, la storia è storia, l'abbiamo vista 5 anni fa, no 100 anni fa. Cosa può succedere? Eppure si continua per un business infernale andare avanti, non ascoltando gli addetti ai lavori che sono gli esperti. Prego, Presidente. Grazie Mirella, lei sicuramente ha come sempre centrato quello che è il punto, ossia ci sono associazioni, ognuno per il proprio, naturalmente per la propria materia, che studiano, si preparano, si formano, si aggiornano quotidianamente, ma poi quando si va a parlare con chi di dovere, e con chi di dovere naturalmente mi voglio riferire ai politici o anche ai politici, perché sono coloro che decidono, non sempre, almeno di primo acchito, perché poi bisogna continuare, come ben saprà il Presidente, l'altro ospite di oggi, bisogna continuare ad essere la goccia che rompe la roccia. Perché Presidente, guardi che l'immagine è bloccata. Ma mi sentite? Sì, bene, se la sentiamo bene, ma con immagine bloccata, tanto perché lo sappia. Mamma mia, bene. Beh, intanto parlo, poi chiederò a qualcuno qua della regia che mi dia una mano. Allora, nel frattempo, ecco, allora io penso sicuramente che comunque le associazioni hanno proprio permission statutaria quello di muoversi, di fare,
a tutela dei cittadini. E se i cittadini sono minimamente interessati a seguirle, naturalmente si diventa non un fiumicello, ma si diventa un fiume molto grande. Quando la politica vede che dal fiume piccolo si diventa un fiume grande, naturalmente c'è il fatto che il fiume grande sono voti, Mirella, sempre là andiamo, no? E quindi cominciano ad ascoltare. Io questo l'ho visto al momento del crack delle popolari venete, come saprà bene, e anche qua per la natura, per la sostenibilità ambientale, per tutto quello che è l'ambito, diciamo così, di tutela della natura, dell'ambiente e del consumatore. Bisogna muoversi, bisogna che noi associazioni ci muoviamo, come abbiamo visto anche l'altro suo ospite, andiamo avanti senza mai aver paura. Adesso vedo se qualcuno mi dà una mano, ma qui mi dicono che... Mirella, mi scusi, mi dicono che non dipende da noi. Adesso vediamo, allora andiamo a vedere, Vaia, il progetto, intanto cerchiamo di mettere a posto questo collegamento. Andiamo a vedere il video. Grazie. Nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2018, le Dolomiti hanno conosciuto Vaia. Oltre 42 milioni di alberi sono stati abbattuti dalla forza della tempesta. Un equilibrio ambientale ora compromesso ed in pericolo. Queste sono le conseguenze estreme ed imprevedibili dei cambiamenti climatici. Noi abbiamo raccolto la sfida: recuperare il legno degli alberi caduti e ridare loro nuova vita. Dalla distruzione, ricreare bellezza. Oggi Vaia è questo, un oggetto essenziale ma ricercato, interamente naturale. Le linee, semplici e leggere, disegnano un prodotto unico nel suo genere. Non esiste un pezzo uguale all'altro, perché ogni colpo d'ascia dato dall'artigiano incide un taglio che segue le venature del legno, rievocando così la ferita nella foresta. Vogliamo tutelare e sostenere i territori colpiti, oggi a rischio, recuperando una preziosa materia prima che altrimenti andrebbe sprecata. Il nostro intento è di ripristinare il delicato equilibrio del bosco. Una parte dei ricavi è destinata a ripiantare nuovi alberi e a promuovere iniziative ecologiche nel territorio. Possono sembrare solitari e austeri, eppure gli alberi comunicano tra loro, come una grande comunità, creando attraverso le radici una rete di connessioni. Seguendo il loro esempio, noi intendiamo formare una comunità di persone che condividono i nostri valori e che scelgono di combattere la battaglia di Vaia. Ed è così che un piccolo oggetto diventa veicolo di rinascita e di cooperazione. La vision di Vaia è di costruire oggetti utili all'uomo e alla natura, valorizzando materie prime provenienti da luoghi specifici, colpiti da calamità naturali. Oggi utilizziamo gli alberi caduti nel nord-est dell'Italia, domani recupereremo altre materie prime, ridando loro dignità. Capite perché la Mirella dice che in politica abbiamo bisogno di giovani, di aria nuova, di forze nuove? Perché abbiamo anche questi giovani che farebbero il bene del territorio. Allora, come commentiamo, Paolo, mille sempre grazie per spiegare anche quello che siete riusciti a fare, quello che vorrete fare anche in futuro. Prego. Sì, come avete visto quell'oggetto vuole essere un simbolo di amplificazione, vuole amplificare la natura, vuole amplificare le comunità locali, vuole amplificare l'energia che le persone ci mettono e noi giovani vogliamo portare avanti questo messaggio. Noi ci siamo occupati appunto di partire da questa sfida che sono stati i danni e le conseguenze della tempesta Vaia, recuperare una materia prima che è il legno, realizzare un oggetto e mettere a dimora per ogni oggetto venduto un albero sulle Dolomiti, così da riuscire a ripristinare la bellezza, ripristinare la natura, ripristinare tutto quello che noi persone di cui abbiamo bisogno, perché comunque viviamo immersi nella natura e deve essere la natura
sempre presente nel nostro pensiero e nelle azioni di tutti i giorni. Cioè noi dobbiamo fare tutto in relazione a il mantenimento del bene, dei beni naturali che abbiamo intorno. Vaia appunto è un esempio di questo. La nostra startup messa insieme da 3 ragazzi che facevano l'università vuole essere un messaggio di rinascita, come poi le Dolomiti che devono rinascere da questa tempesta Vaia. Cerchiamo di portarlo avanti coinvolgendo appunto le persone che fanno sempre parte della sostenibilità, perché anche le persone devono essere al centro, ci deve essere rispetto gli uni verso gli altri, si devono ascoltare, si devono coinvolgere e poi nel nostro caso uno dei punti saldi è l'economia circolare, quindi il collaborare con gli artigiani, le falegnamerie, le segherie del territorio per dare anche un aiuto a livello economico, perché è inutile produrre in altre parti del mondo, andare a lavorare, delocalizzare le nostre aziende. Rimaniamo in Italia, lavoriamo con gli italiani, le persone che sanno fare. Noi in Veneto abbiamo molte competenze su tutti i punti di vista, dall'artigianato all'industria, quindi dobbiamo valorizzare chi ci circonda, le persone che ci circondano e farlo tutto in un'ottica di salvaguardia della natura. Senta Mila, ma avete avuto il supporto degli amministratori locali di quello che fate? Sì, devo dire che all'inizio era difficile farsi ascoltare, ma come diceva prima l'altro ospite, dobbiamo essere come una goccia continua che eroda la pietra, quindi continuando questa opera di chiedere aiuto, di parlare con l'amministrazione, siamo riusciti anche a collaborare con loro. Appunto ora collaboriamo con la regione e con le forestali per appunto queste opere di messa a dimora degli alberi. Allora è tornata anche la Presidente Elena Bertorelli per parlare anche di questi consumi. Ecco, il consumo del territorio, siamo una delle regioni, il Veneto, con più consumo del territorio di tutta Italia, tanto perché qualcuno se lo dimentica. Abbiamo la Lombardia con inquinamento che fa spavento, ma anche noi non siamo tanto da meno, eppure bisogna fare il falò, tradizione, scherziamo, perché la gente ragiona così, non la propria salute, bisogna fare il falò. Sì, il falò è importante, non l'aria che respiriamo. Capite che loro sanno questo e ci giocano sopra. È questo che qualcuno... Volete svegliarvi, quelli che non sono ancora svegli? Ma volete svegliarli? Perché passeranno anche quelli che tagliano gli alberi, ma rimarranno anche quelli che li piantano, perché sono giovani, sono anche più giovani, e noi speriamo in questo. C'è chi va e che ci arriva e chi si ferma. Allora Bertorelli cosa dice? Perché anche qua dobbiamo capire dove vogliamo andare a parare, che devono ascoltare quelli che sanno nel territorio di cosa parlano, specialmente in un momento difficile dove le materie prime sono andate alle stelle per speculazione, perché nessuno lo dice, ma molta speculazione, e di questo non si parla mai. Benzina aumentata, nessuno sapeva niente. Vai a fare benzina e dice cosa c'è sta roba? Prego Bertorelli. Sì, eccomi qua di nuovo, mi scuso, ma è stato un piccolo problema tecnico, il bello della diretta. Tranquilla. Allora, esatto, effettivamente, come dice lei, giustamente Mirella, è un problema di speculazione. La speculazione è vista da vari punti di vista, perché anche quando è aumentato il carburante, come ha appena detto lei, non era così vero che questo aumento di prezzo dipendesse dalla guerra, al tempo era la guerra in Ucraina, perché ci applicavano l'aumento di prezzo su del carburante già stoccato, già comprato prima della guerra. Quindi cioè bisogna anche filtrare le informazioni che ci vengono date a livello, diciamo così, giornalistico, oppure anche dalla rete, da internet. Bisogna essere dei fruitori intelligenti, leggere e filtrare con senso critico. Per quanto riguarda la sostenibilità, io ho visto l'interessantissimo video che avete mandato poco fa,
in quel momento delle alluvioni noi come associazione collaboravamo con il COI, quindi con il centro operativo intercomunale, quindi eravamo in prima linea per dare anche noi una mano come associazione consumatori ai cittadini e fare la divulgazione delle informazioni più importanti, soprattutto le evacuazioni che erano all'ordine dell'ora, cioè ogni ora venivano evacuate delle zone in tutto il Veneto, quindi è stato veramente un allarme pesantissimo. Quello che mi ha sorpreso nel video che abbiamo visto prima è stato sono stati proprio i soldi, no? Cioè proprio il concetto del anche solo 1.400.000 euro l'anno per la gestione della pista da bob. Allora, a 1.200 metri, perché naturalmente bisogna anche ascoltare. Noi come associazioni la prima cosa che si fa è ascoltare chi di montagna se ne intende. In questo caso dice giustamente il signore che è stato intervistato, un anziano, quindi una persona con esperienza che ha sempre vissuto lì e che sa, perché l'esperienza vuol dire anche essere esperti della montagna. E dice, ma perché lo facciamo a 1.200 metri con questo il riscaldamento termico che c'è stato, non c'è neve, c'è l'esposizione, tra l'altro la pista è anche esposta al sole, ma perché non la facciamo altrove a 1.800 metri esposta a nord? Questa situazione, cioè voglio dire, è una cosa talmente logica, cioè semplice, che verrebbe da dire sì, ma allora spostiamo il problema, Mirella, perché sì, non è qua, non si farà qua, ma si farà là quello che è il consumo del territorio, è solo uno spostare il problema. Dall'altra parte della medaglia, il progetto della pista e quindi il consumo del suolo è stato come dire, posto sul vassoio per ottenere una manifestazione molto importante sul territorio anche Veneto e Lombardo, diciamo così, che porta sicuramente visibilità, che porta sicuramente introiti, quindi per tutti i lavoratori, per tutti i commercianti. Sono due facce della stessa medaglia. Mi chiedo, è possibile trovare un equilibrio? Questa è la domanda grossa, perché è sempre lì la domanda, l'equilibrio degli interessi diversi. Infatti li sentiamo come commenta una industriale, anche donna, Bob Berton. Andiamo a sentire e rispondiamo alla Bertelli. Le proteste le trovo assolutamente legittime, anche se devo dire molto molto faziose, perché alcune delle cose che vengono dette, che sono state dette e che verranno dette nei prossimi 2 anni sono ideologie oramai superate. Le Olimpiadi, se fatte anche a Cortina, devono essere fatte bene. Nessuno si è inventato alcunché. Il bob era ed è nel dossier olimpico e chi ha segnato le Olimpiadi sapeva che il plus della candidatura stava nella realizzazione di una nuova pista. La presidente di Confindustria Belluno Dolomiti risponde così alle proteste di ieri e di oggi degli ambientalisti e non troppo velatamente anche al recalcitrante Comitato Olimpico che da domani sarà in tour tecnico nelle sedi di gara in Veneto. Abbiamo lottato per avere questo evento, per tutto ciò che rappresenta per il nostro territorio e il bob fa parte di questo grande progetto, dice Lorraine Berton. Non ci sarà un danno al patrimonio verde stupendo, bellissimo, di cui siamo tutti innamorati. Anzi, ne verranno messi di nuovi e più giovani che forse proprio con le nostre intemperie abbiamo visto con il Vaia, forse sono anche in qualche modo un dovere oggi farlo, perché abbiamo visto il disastro che c'è stato con il Vaia sui nostri territori. La presidente di Confindustria parla della legacy dell'eredità olimpica, degli investimenti sulle infrastrutture e sul futuro dei giovani. Una Olimpiade ridotta sarebbe una umiliazione per Cortina e la provincia tutta. Noi non possiamo presentarci di fronte al mondo come gli ultimi arrivati. Abbiamo la struttura, abbiamo la capacità, abbiamo la forza, abbiamo la volontà. Abbiamo una delle poche occasioni che ci vengono date
Lavoriamo tutti insieme, crediamoci, nel rispetto della natura, ma lavoriamo per tutelare questa fragilità. Oggi le infrastrutture si fanno con tecniche completamente diverse, non 4.0, 5.0. C'è un'azienda che garantisce il lavoro, che lo garantisce ben fatto, che lo garantisce nei tempi. Basta polemiche, andiamo avanti e pensiamo al futuro e ai nostri giovani. Quanto agli eventi, Confindustria Belluno Dolomiti con provincia e comune di Belluno stanno lavorando ad una 4 giorni olimpica. Il piano è già stato illustrato alla regione, i dettagli saranno svelati al massimo tra 15 giorni. Ora sentiamo invece come commenta Paolo Milan. Ecco, sentiamo il commento di un giovane che crede all'ambiente, perché sentire difendere l'indifendibile mi fa venire i brividi, ma io veramente ho i brividi. Prego Milan. Sì, qua si parla di aziende che rispettano di sostenibilità, di tecniche 5.0, cioè devono esserci dei dati. Se gli scienziati, se gli ambientalisti avranno valutato e la pista avrà un impatto, cioè non possiamo tapparci gli occhi e dire ok, sono utilizzate nuove tecnologie, allora è sostenibile. Qua bisogna vedere le carte, non si può fare altro, insomma. Sentiamo anche Bertorelli come commenta. Sono d'accordo con il Presidente Milan perché per esperienze in altri campi, ma sempre nella tutela dei consumatori, e di fronte si hanno naturalmente i poteri istituzionali, quindi diverso l'ambito ma uguale il fiume in sostanza. Secondo me è fondamentale capire bene, avere la possibilità per le associazioni a tutela dell'ambiente, intendo, sedersi a un tavolo insieme sia agli amministratori, sia a chi ha posto il progetto, anche a Confindustria, creare un tavolo allargato in cui ci sia la massima trasparenza per quanto riguarda le carte, perché è fondamentale capire come intendono procedere. Perché giustamente la Presidente, cioè giustamente dal suo punto di vista, perché Mirella, ognuno gioca la sua parte, nel senso proprio in persona la propria parte. La Presidente di Confindustria Belluno dice, ho sentito adesso nell'intervista, che alcune affermazioni sono faziose, che sono state fatte da chi naturalmente fa le manifestazioni. Questo me lo sono sentita dire anch'io nelle mie manifestazioni pro risparmiatori. Allora è fondamentale capire in che punto, quindi come si fa a capire? Ci si mette a un tavolo, come noi ci siamo messi moltissime volte ai tavoli con tutti, abbiamo passato 8 governi, Mirella, per fare il PIR, cioè ecco, ci siamo messi al tavolo e ci si mette al tavolo e si cerca di discutere del progetto tutti in maniera sinergica, così secondo me da trovare un punto di equilibrio, perché mi permetto di comunque dire una cosa. Mi permetto in punta di piedi perché capisco benissimo la fatica delle associazioni a tutela dell'ambiente, che è cioè terra non ce n'è più, voglio dire, non è che la terra finisce a un certo punto, c'è poco da fare, Mirella. Anche l'acqua, non è che, anche l'acqua, Bertelli. L'acqua, cioè finisce, cioè, però un concetto che è stato espresso dalla Presidente di Confindustria sul fatto di fare una pessima figura a livello mondiale. Questa non si può negare. Quindi, allora, come bisogna trovare una quadra, Mirella? Ma scusa, Presidente, ma chi se ne frega della pessima figura se c'è veramente l'ambiente e la salute, il territorio in prima linea? Ma di cosa vanno in cerca questi? Io capisco, per carità, che ognuno ha i propri interessi, ci mancherebbe, perché se uno si occupa di occhiali si deve occupare di occhiali, ma se uno si occupa di montagna sarà utile sentire quello più che si occupa di montagna con dei numeri e delle carte precise che è trasparenza oltretutto, che non ci vengono date. Abbiamo Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Un mio pensiero. Allora, sono nel 2026 le Olimpiadi.
Sì, vai. Riusciranno a costruirla? O ci vorrà 30 anni come è successo col Mose? Che finisce le Olimpiadi e la pista da bob magari è stata cominciata, ma non più finita. Ma ci rendiamo conto che sono soldi nostri? Dobbiamo metterci tutti assieme. Finalmente da Sveglia Veneti qualcuno riesce a capirlo. Finalmente, brava Nadia. Perché insomma, questi sono soldi nostri che vengono investiti, dopo viene lasciata là e ci vuole 1.400.000 euro, hanno detto, per mantenerla. All'anno? Ma non possono andare a fare a Innsbruck, che è già fatta e tutto. Cosa ci viene in tasca a noi con queste cose? Grazie, la brutta figura, chissà quante volte tutti i giorni facciamo brutta figura e nessuno si pensa della brutta figura. Vuoi vedere che la facciamo solo con Cortina invece di pensare a quegli anziani che non riescono a curarsi, a quei bambini che non riescono ad andare a scuola, a questi cittadini che non sanno più da che parte parare, hanno già cambiato non so quanti governi, ma non riusciamo ancora a trovare la quadra. Questa è brutta figura, mamma mia. Allora, ormai siamo quasi in chiusura, però io devo vedere veramente la storia di Vaia Cube. Andiamo a vedere. Vaia Cube imperfetto nasce dal legno degli alberi abbattuti dalla tempesta nei luoghi più impervi della montagna e dimenticato nel tempo. È un legno macchiato dalle intemperie e dall'umidità, ma non per questo vale meno degli altri. Noi abbiamo scelto di non lasciarlo indietro e di dargli una nuova dignità, perché quelle macchie ci ricordano la nostra storia. I momenti, le difficoltà, i bivi che abbiamo affrontato nella nostra vita ci hanno lasciato dei segni, delle macchie. Quante volte ci è sembrato di avere 1000 macchie, di non essere perfetti come tutti gli altri. Con il tempo però abbiamo scoperto che è proprio grazie a questi momenti difficili, a queste macchie, che abbiamo trovato la strada giusta a diventare ciò che siamo ora. Perché le nostre macchie fanno parte di noi ed è in quelle macchie che ritroviamo la nostra storia e la nostra unicità. Questa è la storia di Vaia Cube imperfetto, ma non è finita qui, perché abbiamo scelto di partecipare ad un progetto simbolico, Trentino Tree Agreement. Infatti, per ogni Vaia Cube imperfetto ripianteremo un abete di risonanza, ricostruiremo la foresta dei violini nel parco di Paneveggio. Ma avete visto quanto bravi sono questi ragazzi che abbiamo avuto ospiti più volte? Ma io sono onorata, orgogliosa di averli ospite. Grazie veramente Mila e tutta la squadra per farci capire che ci siete voi, anche che ci proteggete, perché il futuro siete voi. Qualcuno forse non ha ben capito, ma il futuro sono loro, non quei politici che passeranno, che hanno già fatto la loro storia, che si va a casa. Non è mai troppo tardi a mio avviso. Prego Mila, come ci saluta e cosa vuole dire? Queste macchie che anche la persona diversamente giovane ha come l'albero, queste macchine però che segnano la storia di questi alberi, e qui continuiamo a parlare di tagliare gli alberi. Prego Milan. Grazie Mirella. Questo progetto che si chiama Vaia Cube imperfetto è nato
un anno dopo la nascita della startup, quando ci siamo accorti che c'erano appunto degli oggetti che avevano delle macchie, no? E all'inizio ci siamo detti ma nessuno le vorrà perché sono come fossero rovinati, no? Come le persone quando si sentono diverse, hanno delle cicatrici magari e non vengono prese nella stessa maniera di altre persone. Però lì ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto ma chi siamo noi per lasciare indietro questi alberi, perché erano alberi prima e che avevano la loro storia, avevano ricevuto i loro colpi, hanno le loro macchie e quindi abbiamo deciso comunque di vendere questo oggetto macchiato, imperfetto, non uguale agli altri, che è sempre diverso perché presenta sempre delle irregolarità diverse, e legarlo a un progetto a parte che è quello della foresta di Paneveggio, la foresta dei violini, dove Stradivari andava a prendere il legno per fare i suoi violini, i violini unici nel mondo. E insieme vorrei legare questo concetto, come poi hai fatto tu e come si dice nel video, alle persone. Le persone hanno nel loro percorso, giovani e meno giovani, hanno incontrato delle difficoltà, ma da lì si sono rimboccati le maniche e hanno agito per fare qualcosa di bello, qualcosa di nuovo, qualcosa di positivo. Quindi il mio augurio è che ascoltandoci gli uni e gli altri, mettendo al centro le persone, riusciamo a superare qualsiasi difficoltà che troviamo davanti. Grazie veramente, grazie a Paolo. Mille saluti da tutta la squadra nostra, ma anche alla vostra squadra meravigliosa, importante, non mollate. Noi ci saremo sempre e grazie veramente Paolo di essere stato qui con noi. Però prima di salutare Elena Bertorelli mandiamo anche questo. Questa mattina non mi faccio mancare niente. Stangata Famiglie Venete. Andiamo a vedere. Tutti i giorni si vede qualche aumento in più e lo stipendio è sempre lo stesso e si paga tutto un po' di più, si fanno delle rinunce. Il post-pandemia, la guerra in Ucraina, i cambiamenti climatici, tra il 2021 e il 2023 l'aumento dell'inflazione, più 14,5%, ha costretto la famiglia media veneta a spendere in questi ultimi 2 anni 3.500 euro in più. È l'ufficio studi della CGIA di Mestre a fare il punto sull'inarrestabile crescita del costo della vita e sulle sue conseguenze. Se nel 2021 una famiglia spendeva in un anno 23.529 euro, nel 2023 ha dovuto tirar fuori di tasca quasi 27.000 euro. Zucchero più 61%, riso più 48%, olio più 45%, bollette della luce a più 93%, più 62% il gas e poi i trasporti, più 106% il costo dei biglietti aerei internazionali. Una perdita di potere economico tale non si verificava da fine anni 90. Ma le ricadute negative hanno interessato anche i piccoli negozi di vicinato, che a differenza della grande distribuzione hanno subito la contrazione delle vendite più preoccupante. Con il risultato che nei centri storici e nelle periferie aumenta il numero di attività chiuse definitivamente. Quanto alle famiglie, sono state quelle più fragili a patire le conseguenze più pesanti. Le famiglie dove tirano fuori i soldi in più che servono? Ma io penso che chi non ha la disponibilità è costretto a indebitarsi in qualche modo, cioè non ci sono alternative, o si farà aiutare se a qualcuno, ad esempio i giovani, dalle famiglie, piuttosto che ci sono anche molti pensionati, da quello che si sa che aiutano i figli. Quest'estate ho fatto la stagione estiva a Jesolo, uno stipendio metà andava via per la spesa. Spesso vado al mercato, però è vero, nei supermercati tanto è aumentato il prezzo. Gli stipendi restano, non sono adeguati e la vita costa caro, mai tutto, e si cerca di risparmiare, però si fanno delle scelte e l'inflazione corre. Gli stipendi invece vengono abbassati e tartassati di tasse, quindi però bisogna tirare fuori lo stesso sti soldi in più da pagare. Bisogna lavorare di più e non lasciarsi abbattere da questa situazione, ad essere più forti. Allora, Elena Bertorelli, come commenta e come ci saluta? Prego. Beh, sicuramente è innegabile che ci sia sempre di più una maggiore povertà tra le famiglie. Si è aggiunta anche la povertà energetica a causa di questi salassi di bollette, luce, gas, anche acqua, che arrivano nelle famiglie.
Allora, innanzitutto voglio concludere dicendo che chiunque che ci sta ascoltando, prima di cambiare contratto luce e gas, vada, se non ha dei giovani, come ha detto lei giustamente Mirella, un nipote, un figlio, oppure non vada negli uffici dove vendono la fornitura, perché è chiaro che naturalmente chi vende la fornitura parlerà bene della propria fornitura. Vada dagli enti come le associazioni consumatori, che sono terzi, e soprattutto se per i giovani c'è la possibilità di andare su internet, vada sugli enti di tutela di terzietà, ossia ARERA. ARERA è un ente, Mirella, che non è un venditore, ma è l'ente che controlla tutti i venditori. Quindi chi vuole fare un cambio per quanto riguarda il contratto luce e gas, si senta protetto nell'andare all'interno di questo motore di ricerca, di questo sito. ARERA si chiama proprio così. All'interno ci sono delle ottime opportunità di simulazione dei propri consumi, quindi c'è proprio un programma molto semplice e intuitivo in cui ciascuna persona, ciascuna famiglia può dire: io l'asciugatrice non ce l'ho, io le lavastoviglie non ce l'ho, io l'aria condizionata oppure no. E a seconda degli elettrodomestici che si hanno, verranno proposte una serie di offerte. Allora, mi sento di dire, l'unico sito in cui una persona può entrare con fiducia per quanto riguarda luce, acqua e gas è il sito dell'ARERA, che è l'antitrust, è proprio l'autority che tutela tutti noi. Avete capito? Per il resto concludo dicendo solo che auspico che l'altro ospite che è qui con me oggi presente abbia quanto prima la possibilità di incontrare insieme a tutte le associazioni ambientaliste sedute ad un tavolo tutti gli attori di questo progetto, di modo che le carte si possano leggere con calma, avere e usare filtro critico per raggiungere un punto di non rottura, ecco, diciamo così. Sì, sospira Presidente, sospira che questo non avverrà. Metterei la firma subito questa mattina. Bisogna lottare, Mirella. Sì, non c'è trasparenza, lottare. Presidente, lo sappiamo, non c'è. Se ci fosse la trasparenza, certe cose non le avremmo viste e vissute. Grazie anche a Elena Bertorelli, Presidente Casa del Consumatore Veneto, e ancora grazie a Paolo Mila, cofondatore di Vaia. Pubblicità. Grazie. Più vecchi con meno lavoratori e con giovani che lavoreranno per vivere anziché vivere per lavorare. E questa è la fotografia della provincia di Treviso e del Veneto, tracciata dall'Osservatorio Economico e Sociale della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, da qui ai prossimi 7 anni. E il primo dato riguarda i protagonisti del boom delle nascite dei primi anni 60. Entro il 2031 saranno in Veneto più di 150.000 quelli che andranno in pensione, 23.000 solo nella Marca, che però non saranno sostituiti né da giovani e nemmeno dagli immigrati, lasciando in Veneto vuoti oltre 70.000 posti di lavoro. Quello che deve preoccuparsi maggiormente probabilmente in questo momento per uno scenario a corto periodo è l'ammanco di lavoratori che avremo per la transizione dei famosi baby boomer verso l'età pensionistica, forse quello è il dato un po' più preoccupante, anche se poi sarà mitigato sicuramente da altre dimensioni che entreranno in gioco. E in tal senso stanno già guardando le aziende con una sempre maggiore automazione industriale. Vediamo che i nostri giovani al lavoro manuale si stanno allontanando sempre di più, ma non è sufficiente questo, bisogna mettere nelle condizioni di dare una casa ovviamente a chi viene a lavorare in Italia, di dare delle alternative ai nostri giovani rispetto a quelli che li danno altri paesi, ossia avere tutti quei servizi e sottoservizi che al giorno d'oggi l'economia e la società moderna richiede. I nostri giovani vanno via per questo. Giovani che se ne vanno perché non trovano casa, di conseguenza non fanno famiglia e figli, in un'involuzione che porterà il Veneto nei prossimi 7 anni a perdere quasi 50.000 abitanti, quasi 5.000 solo nella Marca, che però potrebbero lievitare a 200.000 se non ci fossero
lavoro, il sostegno dei flussi migratori. E i giovani che difficilmente sostituiscono gli anziani, perché le nuove generazioni non vedono più prioritario lo stipendio e il posto di lavoro sicuro. I giovani oggi chiedono all'azienda cose molto differenti rispetto al passato. Da un lato il lavoro di per sé non ha un ruolo fondamentale nella vita di tutte le persone nel senso tradizionale del termine, e sempre più spesso i giovani alle aziende chiedono la possibilità di poter conciliare lavoro, esperienza lavorativa, ma anche tempi di vita, tempi da dedicare alla realizzazione personale e alle questioni e alla vita di tutti i giorni. Possiamo dire insomma che i giovani puntano più a lavorare per vivere e non a vivere per lavorare? In un certo senso potremmo anche dire così, sì. E saluto altri due graditi ospiti. Abbiamo collegato da Roma il dottor Andrea Toma, responsabile area economica, lavoro e territorio del Censis, Istituto di ricerca socio-economica italiano. Grazie dottor Toma per essere ritornato e soprattutto per vedere se riusciamo a capire come stanno le cose. Saluto anche Anna Ganassin, presidente Centro Italiano Femminile di Rosà Vicenza. Grazie presidente anche a lei di essere qui questa mattina, ma devo dare la parola a Paola da Padova, se no mi cade la linea. Veloce Paola, prego. Sì, chiedo scusa, buongiorno a tutti, buongiorno Mirella. Volevo continuare il discorso alberi eccetera in maniera sicuramente rapida. Allora, lì naturalmente per essere una che ama l'ambiente, la natura, gli animali, è chiaro che anch'io la penso come te. Però purtroppo fin tanto che si pensa che è l'uomo il padrone e i disastri sono immensi, per esempio Padova, e non se ne parla mai, quasi 3.000 alberi hanno già iniziato a tagliare per la famosa linea del tram, 660 milioni di euro, decine di famiglie che andranno naturalmente in fallimento. Queste monorotaie hanno già causato un sacco di feriti e 4 morti. All'Aquila le stanno togliendo perché ormai queste rotaie perché sono un disastro. Quindi sembra che siamo sulla follia generale quando mettere dei piccoli, specialmente nei centri, dei piccoli autobus elettrici, cioè era la soluzione con una spesa ridicola, senza tagliare quasi 3.000 alberi. Ormai Padova è solo cemento, si soffoca. Qua si sta rovinando veramente la nostra salute, perché poi alla fine si tratta della nostra salute. Comunque, mi scuso, non ho potuto chiamare prima perché qua tanto per cantare, Dio trapanare, per far cemento, eccetera, non si sentiva nulla. Grazie per lo spazio e spero che tu sia sempre combattiva per tutto il cemento. E politici, non so più che cosa dirvi perché... Grazie Paola, vado avanti, se no non ce la faccio. Grazie, molto chiara, ti ringrazio della telefonata, un abbraccio cara Paola. Allora, dottor Toma, abbiamo sentito anche il servizio. Ecco, com'è la situazione? Perché qui veramente c'è una confusione, uno dice una cosa, uno ne dice un'altra, ma invece voi che siete competenti, almeno ascoltiamo quelli competenti, prego. Ma il servizio mi sembrava abbastanza coerente, cioè dava conto di quelli che sono un po' dei processi ormai di lungo periodo che conosciamo abbastanza bene, cioè quello dell'invecchiamento della popolazione da un lato e quello della mancanza di riduzione della base di giovani a livello della popolazione. Questo ha delle ripercussioni sul mercato del lavoro ed è quello che del resto denunciavano anche le aziende, cioè il fatto di non avere più la possibilità di impiegare, di assumere persone secondo determinati profili perché cominciano però a scarseggiare i giovani. Dall'altro c'è un turnover che per certi aspetti è positivo dal punto di vista quantitativo, però vanno fuori dalle aziende delle persone con delle competenze ormai obsolete, ma non vengono sostituite da personale che ha invece delle competenze professionali molto più adeguate alle aziende di oggi, insomma, che hanno appunto in particolare attenzione ai processi di automazione, a tutta una serie di aspetti di innovazione tecnologica e che naturalmente le vecchie generazioni non sono in grado di gestire. Però, dottor Toma, noi purtroppo, non so se lei è al corrente, qui c'è stato un incidente gravissimo proprio durante
la costruzione di un grandissimo supermercato, sono morti 5 persone, soprattutto persone che non si sa neanche chi fossero, non erano addette a questo tipo di lavoro, e soprattutto gli ispettori che, come sono entrati, hanno visto che su questo grande cantiere hanno detto qui ci sono varie criticità. Allora lei capisce bene, dottor Thomas, se noi non continuiamo a capire l'importanza di investire sulla formazione, non riusciamo ad ascoltare i giovani che si iscrivono agli istituti tecnici, hanno un numero veramente incredibile, almeno qui nel nostro territorio, di iscrizione all'istituto tecnico. Non ascoltiamo quella parte di addetti ai lavori che dicono basta appalti, subappalti ancora, col gioco a ribasso, noi non andremo da nessuna parte. Ma soprattutto come uomo cosa ne pensa, oltre che di esperto in area economica, lavoro e territorio, di questa donna? Fra poco c'è l'8 marzo, si chiama la festa della donna, non so se si può chiamare festa, che ancora oggi non è retribuito nella maniera giusta come l'uomo. Ma se parliamo di persone o parliamo sempre di uomini e di donne, che io non riesco più a capire perché? Ma se è lo stesso lavoro mi pagherai alla stessa maniera? Ecco, c'è ancora 2024 e poi parliamo di andare nella Luna e di fare la pista da bob con altre tecnologie, e una donna che dice ci vuole la pista da bob perché gli interessi sono molto alti. Prego, professore. Allora, andiamo per ordine. La questione della sicurezza del lavoro è ormai centrale, ormai lo è sempre stata, è centrale. Abbiamo perso 20.000 persone nel giro di 20 anni sul posto di lavoro, quindi un'emergenza ormai dura da tantissimo tempo. Non si riesce a ridurre questo numero, nonostante tutta una serie di accorgimenti, misure, politiche, eccetera, che sono state fatte. Il problema è legato, come lei diceva, anche alla questione dell'appalto e del subappalto per certi aspetti, ma è anche legato, soprattutto in alcuni settori dell'edilizia, a un rispetto delle misure di prevenzione del rischio che ci sono sui cantieri. Ecco, da questo punto di vista c'è sempre questi episodi sono sempre legati a questo tipo di cose. Oltretutto ci sono dei lavoratori sui cantieri che normalmente spesso non sono neanche regolari, e questo è un problema dell'edilizia, ma non solo, anche in altri settori si possono riscontrare queste cose. E laddove c'è lavoro irregolare è automatico praticamente che ci sia un livello di sicurezza sul posto di lavoro molto più basso. Seconda cosa, la questione delle retribuzioni delle donne, che sono ancora non adeguate a quelle degli uomini. Allora, qui ci sono alcuni aspetti importanti. Se si fa un confronto in maniera generale, l'incidenza del part-time, che è prevalentemente dovuto a personale femminile, riduce naturalmente il livello medio delle retribuzioni delle donne rispetto agli uomini. Sono pochi gli uomini che fanno part-time rispetto alle donne, e questo è naturalmente uno degli aspetti fondamentali. Oltretutto ci sono gli altri aspetti più collegati, meno strutturali, che sono legati anche alle retribuzioni variabili, e che molto spesso sono legate a un certo tipo di impegno lavorativo, e le donne, avendo anche spesso anche altri impegni dal punto di vista familiare, non riescono ad avere lo stesso tipo di impegno che hanno gli uomini, quindi hanno, come dire, un livello di produttività per certi aspetti che viene considerato inferiore, solamente da un punto di vista praticamente qualitativo. Questo è un altro aspetto, ma c'è oltretutto, ancora per quanto riguarda le donne, una partecipazione al lavoro ancora molto bassa rispetto agli uomini. Anche il grande boom dell'occupazione che abbiamo visto in questi ultimi anni, alla fine, sì, ci sono state gli ingressi di buona parte di nuovi occupati anche dal punto di vista della componente femminile, ma non quanto è successo dal punto di vista della parte maschile.
E questo è anche legato al fatto, a un ruolo che la donna ha ancora nella famiglia e che naturalmente ha un sovraccarico e per esempio porta a un livello di inattività delle donne molto maggiore rispetto agli uomini. Se ci sono su 100 donne che lavorano, molte di queste, di fronte a queste ce ne sono altrettante che non riescono invece a partecipare al mercato del lavoro, quindi questo è un problema molto, molto importante e è un problema molto diffuso al sud, nelle regioni del sud, e anche lì c'è un elemento culturale non indifferente. Allora sentiamo anche come commenta Anna Ganassin, presidente Centro Italiano Femminile di Rosà. Sono numeri che lasciano perplessi, questa scala per la donna che è sempre più in salita diventa sempre più alta, ha una fatica enorme, eppure i problemi si conoscono e forse molte volte sono proprio le donne che riescono a risolvere certi problemi anche familiari con bilanci veramente risicati. Prego Presidente. Sì, è vero che le donne, come diceva il signore prima, entrano meno nel mondo del lavoro, ma diciamo che non hanno neanche le opportunità adesso qui da noi meno, ma guardiamo in generale l'Italia, mancano asili nido, sono costosissimi, la donna è molto limitata su questo, dovrebbero esserci più supporti per dare la possibilità alle donne di lavorare, perché le donne, anche le ultime statistiche dimostrano che a livello universitario sono più le donne che i maschi che si laureano, anche tante volte in materie anche scientifiche, tipo medicina, altre materie. Sicché le donne hanno tutte le carte in regola per poter lavorare, cioè dopo la società dovrebbe anche mettere a disposizione i servizi, perché si sa che il carico della famiglia attualmente ricade quasi tutto sulla donna, diciamo. E per questo viene penalizzata. Allora, ricordiamo anche Samantha Cristoforetti, che è arrivata nella Luna, ha dovuto combattere, guardate che hanno tentato di farla fuori, ve lo dico io, perché non la volevano, guardate che ha passato dei momenti veramente difficili, poi per fortuna c'è stato qualcuno che ha capito invece, ecco, l'importanza di questa figura femminile, ma forse di persona, ed è riuscita ad arrivarci. Però, professor Toma, quello che rammarica, come ha detto la Presidente Ganassin, è che qualcuno non riesce a investire sulla figura femminile, perché quando c'è questa fiera nautica noi vediamo che ci sono persone, parlo di persone, che puntano più sugli yacht, cioè non gli basta più quello che hanno, lo vogliono sempre più grande, poi dicono il personale costa troppo, non riusciamo a pagare, ecco, non riusciamo a investire, come dice Anna Ganassin, negli asili, nelle mense, nelle opportunità che darebbero più futuro a queste donne che devono fare il part-time, perché non so se vi rendete conto, un asilo costa 400-500 euro e anche una babysitter, con gli stipendi che si ritrovano. Pensiamo anche alle donne sole con famiglia, perché qua si pensa sempre alla coppia. No, guardate che ci sono tantissime donne che hanno anche i bambini a carico, perché è facile per il papà o l'uomo maschio dargli alla donna, perché così si toglie anche questo problema, e lei deve tirare su queste creature, fare la famiglia lo stesso, diventare anche padre di famiglia e fare tutto. Ma com'è possibile continuare così? Professor Toma, qui se non si cambia registro, non so, adesso c'è anche una donna al governo, non so se si riesce a capire l'importanza della figura femminile nel lavoro. Allora, l'importanza della figura femminile nel lavoro è chiara, lo diceva prima anche la Presidente, il fatto che ci sia stato negli ultimi anni un maggiore investimento da parte delle donne giovani sull'istruzione, tant'è appunto che il numero delle laureate è sempre maggiore rispetto a quella dei laureati maschi, e fra l'altro anche con votazioni migliori, quindi insomma c'è un investimento serio, c'è stato un investimento serio sull'istruzione, e questo però non ha avuto un ritorno, un riscontro adeguato dal punto di vista dell'occupazione. Si fa ancora molta fatica anche, come dicevate, con quegli esempi che dicevate, anche per una donna, per
per chi si sta laureando, si vuole laureare in determinate discipline scientifiche soprattutto, c'è ancora una maggiore concentrazione di uomini rispetto alle donne, come se ci fosse stata una specie, come dire, di recinto dentro il quale le donne potevano muoversi, ed erano le materie letterarie, le materie in qualche modo collegate un po' più all'istruzione, eccetera, la pedagogia e cose di questo genere. Adesso le cose un po' sono cambiate, si sta investendo, si sta cercando, si sta spingendo molto per rompere quel recinto che in qualche modo costringeva le donne. È anche vero però che comunque, per quanto sia, guardando anche i dati sull'occupazione o in momenti di crisi, quello che abbiamo riscontrato un po' nel lungo periodo, facendo confronti negli ultimi anni, e diciamo di crisi ne abbiamo avute diverse in questi ultimi 20 anni, le donne sono le prime cioè sono le ultime a entrare nel mercato del lavoro e nell'occupazione quando la situazione si presenta in maniera favorevole all'occupazione. Sono le ultime a entrare, ma appena questa situazione favorevole perde di spinta, sono le prime ad uscire, quindi è un problema molto, molto importante, nel senso che c'è una debolezza strutturale da parte delle donne che non dipende dalle loro competenze, dalle loro cose, ma ci sono delle situazioni diciamo, di contesto, per esempio quello dell'asilo nido è fondamentale, e naturalmente tutta una serie di infrastrutture sociali dovrebbero essere pensate in funzione di una maggiore redistribuzione del carico familiare fra uomini e donne, o di un maggiore accesso e opportunità da parte delle donne, anche diciamo, nei tempi di accesso al luogo del lavoro, che sono sempre, per esempio nelle realtà urbane, sono molto, molto complicate e hanno tutta una serie di aspetti che condizionano poi la qualità della vita delle persone. Abbiamo Tilly da Ponzano Veneto, vai Tilly. Sì, grazie Mirella. Volevo solo dirne il professore la sta parlando. Prego. Ah sì, grazie Mirella. Volevo dir la mia solo 2 paroline sul fatto di Navalny, cioè sto fattore russo qua che è morto, omicidio di Stato, e quello si sa. Comunque l'ambiguità di Matteo Salvini, che personalmente votavo Lega, ma verso di lui non ho più niente di stima, assolutissimamente no. E poi anche stamattina, guardando su un programma della 7, il senatore Romeo della Lega, cioè parlano, è inutile che dicano, sono proprio pro Putin su una maniera, lui è fuori dal mondo quell'uomo là, per cui è inutile che faccia tanti discorsi in televisione. Quelli che votavano la Lega una volta non lo stimano più. Grazie Tilly, abbiamo sentito anche... Non lo stimano più. Grazie Tilly, devo andare avanti perché sennò non ce la faccio, sono in chiusura, ma abbiamo sentito la tua riflessione molto chiara e trasparente, poi ognuno a casa faccia le proprie come giustamente si deve fare. Allora, Anna Ganassin, come Presidente, come commenta le parole del professor Toma, questo esperto che sta cercando di far capire l'importanza della figura femminile, però purtroppo sempre con tanti paletti perché strutturalmente non è supportata. Prego Presidente. Sì, purtroppo... È caduta la linea, allora continuiamo col professor Toma. Ecco, strutturalmente, però si sa professore, sono anni che si dice questa cosa, molte donne hanno cercato anche di rimboccarsi le maniche, hanno fatto anche molte dimostrazioni per far capire che hanno proprio l'importanza di investire sulla figura femminile, ma sulla famiglia direi. Ecco, l'investimento sulla famiglia. Prego professore. Sì, allora l'investimento sulla famiglia è fondamentale proprio perché ci sono appunto degli indicatori come quello della natalità che ci dicono che la famiglia è un po' in crisi come entità, come diciamo, struttura di base della società, no?
bassi livelli di natalità sono collegati appunto a delle difficoltà all'interno della famiglia di organizzare la propria vita, il proprio lavoro, ma anche il reddito, perché comunque non bisogna poi dimenticare che negli ultimi anni i redditi del lavoro dipendente sono rimasti praticamente fermi, e questo è un aspetto non indifferente, mentre, come si accennava anche nel servizio, chi riesce ad attrarre sia aziende, sia territori, città, cioè chi riesce ad attrarre lavoratori, studenti, nuovi, diciamo anche nuovi italiani per certi aspetti, anche chi può venire dall'estero, sono quei territori, quelle città che hanno una politica, per esempio abitativa, molto più favorevole, no? Che in qualche modo cerca di mettere a disposizione delle soluzioni abitative. O comunque ci sono delle aziende che hanno anche una politica retributiva molto più meno restrittiva rispetto al passato, e questo consente naturalmente di attrarre. Noi di recente abbiamo fatto un'analisi sulla città, sull'area metropolitana di Bologna, che è una delle poche città che in questi ultimi anni ha aumentato la propria popolazione insieme a Milano, e pochissimo Firenze. Tutte le altre aree metropolitane, da Roma a Torino, Genova, Napoli, Palermo, Catania, tutte le altre aree metropolitane hanno visto ridurre la propria popolazione popolazione in generale, popolazione lavorativa, cioè gli occupati, negli ultimi 20 anni. Questo che significa? Che non ci sono le condizioni in queste aree per sviluppare, diciamo, una serie di vantaggi attraverso il quale poi naturalmente si possono costruire delle carriere, delle progressioni anche retributive che siano allineate a quelle che sono le aspirazioni delle persone. Bisogna essere attrattivi come territori, bisogna essere attrattivi come aziende, attrarre i giovani attraverso la leva retributiva, attraverso tutta una serie di benefit che sono collegati anche alla quotidianità, alla vita reale, in sostanza. Ecco, quello della casa, per esempio, degli affitti alti, delle case che non sono disponibili, è uno dei grandi vincoli che ci sta anche complicando un po' la ripresa che potevamo avere davanti, e che invece in qualche modo ha a che fare, in qualche modo condizionata dalla mancanza di professionalità, perché non si riescono le aziende non riescono a trovarle. Allora, mi dispiace, ma abbiamo perso la Presidente Anna Ganassin, Presidente Centro Italiano Femminile. Ah no, eccola qua, è tornata, per fortuna, perché siamo proprio in chiusura. Capita, Presidente, non si preoccupi. Prego, stava anche finendo un discorso. Prego, Presidente. Ecco, Dani, adesso riprendo dicendo che io da 30 anni che faccio parte di questa associazione, il Centro Italiano Femminile, e da 30 anni che sento ripetere che in Italia non si fanno politiche per la donna e politiche a favore delle famiglie. Ed è sempre lo stesso ritornello che ritorna. Sì, il professore diceva le città che si stanno un po' impoverendo di abitanti, a parte 2 o 3. A parte che il problema demografico in Italia sta scendendo, mi sembra, in modo... Cioè, io sentivo un giornalista l'altro giorno che mi ha lasciato abbastanza sorpresa, che ha detto 60 anni fa in Italia nascevano 8 milioni di bambini, adesso 3 milioni. 60 anni fa il medico veniva a casa, adesso non viene più. 60 anni fa noi tutti andavamo all'asilo e adesso fanno fatica a trovare posti. Sembra quasi un'assurdità che col benessere che abbiamo raggiunto, in certe situazioni siamo peggiorati, insomma, da questo punto di vista. Poi il professore diceva che le donne sono le ultime a entrare e probabilmente quando ci sono gli ammortizzatori qualcosa le prime ad uscire. Ma se le donne escono dal mondo del lavoro, escono anche perché hanno molti altri impegni, perché la famiglia è a carico loro, non ci sono ste famose politiche a favore delle famiglie, secondo me, perché una donna che è soddisfatta del proprio lavoro, che magari ha anche studiato, si è preparata, eccetera, penso che abbia bisogno anche di essere gratificata nel mondo sociale, nella vita sociale, insomma, è una cosa che interessa a tutte quelle.
purtroppo si dovrebbero fare di più, investimenti di più sulle persone, eccetera, specialmente a favore delle donne e delle famiglie. Adesso si avvicina l'8 marzo, è sempre una data, sì, che è sempre per l'emancipazione femminile, eccetera. Però noi qui a Rosà, per esempio, già da parecchi anni l'abbiamo chiamata festa di primavera, perché facciamo una festa. Però perché non diventi un po' una banalità, la facciamo in concomitanza con l'8 marzo o lì vicino, insomma, la chiamiamo festa di primavera e già quest'anno facciamo la 27esima da quando l'abbiamo chiamata festa di primavera e ogni anno abbiamo dato un riconoscimento a una donna del nostro territorio meritevole per qualcosa. Presidente, devo chiudere, la ringrazio che ha spiegato anche questa della primavera, purtroppo il tempo è tiranno, ma ci siamo riusciti, grazie a Anna Ganassin, Presidente Centro Italiano Femminile di Rosà, grazie veramente al professor Andrea Toma, responsabile area economica, lavoro e territorio Cense, di essere stato con noi, le inviteremo ancora professore, così avremo la trasparenza su questo che è il nostro paese in quest'area economica lavorativa. Grazie, grazie, grazie e adesso andiamo a mangiare con la proposta di Mirella. Baccalà all'agliata alla riviera di Levante. I migliori estimatori del merluzzo furono i vichinghi, grandi navigatori provenienti dal nord della Norvegia. Dalle loro parti, al largo delle isole Lofoten, i merluzzi ce n'erano in grande quantità. I vichinghi li pescavano e li facevano essiccare all'aria aperta. Ingredienti per 4 persone. 800 grammi di baccalà ammollato, bagnato. Farina quanto basta. Olio extravergine di oliva. Ingredienti per la salsa agliata. 2 spicchi d'aglio, 2 cucchiai di aceto, 2 cucchiai di olio, sale. Lavate il baccalà e asciugatelo con carta da cucina. Tagliate il baccalà a pezzi grandi e infarinateli. Preparate la salsa agliata con un frullino. Frullate spicchi d'aglio, 2 cucchiai di aceto, 2 cucchiai di olio, e sale. Tenetela poi da parte. In una ampia padella scaldate l'olio, immergete i pezzi di baccalà, fateli dorare da entrambi i lati, sgrondateli dell'olio e metteteli su carta da cucina. Disponete i pezzi di baccalà fritto su un piatto da portata e versate sopra la salsa agliata. Servite il baccalà caldo e buon appetito!